Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Siamo già in diretta, così a bruciapelo, a sorpresa. Fausto, senza dirmi niente, ci manda in diretta. Buonasera a tutti, io devo accendere, altrimenti non mi sento perché non ho il ritorno in cuffia. Buonasera a tutti e bentrovati a questo anticipo di 18ª giornata del campionato di Serie C, che volge ormai verso la conclusione del girone di andata. In un battibaleno, ragazzi, si è fatta già la fine di andata e l'Ecco come sta andando. Buonasera Rinaldo Maglia, ciao Rinaldo. Buonasera, sono Rinaldo. nei panni di Stefano Menegatti e Mister Giulio Invernizzi, ciao Giulio. Ciao Stefano, ciao a tutti. Fausto Riva in regia, come detto, della sua colpo gobbo. Ci colleghiamo tra poco con Albino Alborghetti dallo stadio Riga Monticeppi, che è un posto meraviglioso, ma stasera che fa anche abbastanza fresco, non è proprio, è bellissimo esserci, ma forse stasera un po' freschino, un po' freschetto, no Fausto? È un po' freschino, però insomma andiamo a capire da il nostro Albino quelle che sono anche l'afflusso di persone oggi, di tifosi dell'Ecco dallo stadio Riga Monticeppi. Adesso vi do le formazioni perché non ci sono grosse sorprese. L'Ecco, quelli giocano fondamentalmente, viste le tante assenze che deve patire la squadra di mister Gennaro Volpe, che si schiera con Dalmasso in porta. Furlan non ce la fa, tanto qua è partito tutto, proprio perché, ripeto, non ero pronto per partire con la diretta. Dalmasso in porta con Zeliak, Galli che scala ancora una volta tra i difensori nella linea 3 con Stanga confermato, Lepore a destra, Critta che rientra dalla squalifica a sinistra, in mezzo ci sono Ilari probabilmente in mezzo davanti alla difesa con Mezzali, Ionita e Dore, confermato dopo la buona prova comunque di settimana scorsa. Là davanti c'è Tordini in appoggio a Sipos, risponde il Caldiero Terme con Cucchi in porta con Mazzolo, Molnar, ex Olginatese, qualcuno se lo ricorderà qualche anno fa, Olginate, Baldani e Gobetti, Gattoni, Filiciotto, Mondini a centrocampo, Marra, Scazzadori e Quaggio là davanti. L'arbitro è il signor Marco Peletti della sezione di Crema. Vediamo se c'è Albino. Albino, mi senti? Assolutamente, ciao Stefano. Ciao Albino, allora innanzitutto dici come si sta Riga Monticeppi, fa freddo? Sì, è abbastanza freddo, però non freddissimo fortunatamente, e questo ci consente di stare un po' più quieti. Ok. Benissimo, grazie. Per quanto riguarda l'afflusso di pubblico, Albino, quanti spettatori ci saranno più o meno? No, sai, quando tu me lo chiedi sono sempre in difficoltà perché non si riesce a capire, perché poi all'ultimo sembra quasi, non dico vuoto, ma scarsissimo, poi si riempie improvvisamente, quindi aspetterei i dati ufficiali. Sono tutti nascosti in questo momento. Sì, non so, ma c'è questa te l'ho già detto in altre occasioni, sì. No? C'è questa cattiva abitudine, secondo me, di entrare all'ultimo momento, che non capisco cosa possa significare. Scaramanzia magari, però non sta funzionando, se fosse quella. Ah, certo, hai ragione. Diglielo che non funziona, Albino. Allora, Albino, guardavamo la formazione, quelli sono quelli giocano, perché non è che ci sia molta scelta per mister Volpe. No, scusa, ti ho sentito malissimo. No, dicevo, guardavamo la formazione, commentavamo qui, siamo con Giulio Invernizzi e con Rinaldo Maglia. Quelli sono quelli giocano, perché non c'è molta scelta per Volpe, vista le assenze, si è aggiunta anche quella di Furlan. Sì, no, certo, ma poi all'ultimo hanno deciso di non rischiare, secondo me, giustamente Furlan, perché sì, magari si risentiva ancora di qualche piccolo guaio muscolare, credo. Non era il caso di rischiarlo con una serata così fredda in una partita sì importante ma non determinante, no? E quindi alla sfiga, scusate il termine, si aggiunge altra sfiga, no? È un'annata così, bisogna avere pazienza. Io so per certo, perché ho dialogato a lungo con Francesco Aliberti 20 minuti fa, abbiamo fatto una chiacchierata di mezz'ora, che si stanno muovendo in maniera, direi, organica sul mercato, sperando che sia un mercato che poi diventi favorevole, perché un conto avere l'intenzione di comprare o acquisire giocatori, un altro conto se questi giocatori vogliono venire poi, capito? Assolutamente. E comunque manca ancora qualche partita fino a gennaio, quindi
bisogna anche concentrarsi sul campo. Assolutamente. Buona comunque Questo- la disponibilità della società ovviamente ad agire a Sì, gennaio. sì. Questo a prescindere, Stefano, perché è anche un segnale a certi giocatori che pensano di essere magari inamovibili. Assolutamente, assolutamente. Questa sera tu cosa ti aspetti, Albino? Dopo, diciamo, la strigliata, se vogliamo dire così, no, del presidente in settimana, nell'intervista che ha concesso, che abbiamo riportato anche noi con il nostro Matteo Bonacina, era un segnale forte e chiaro alla squadra, ai giocatori. Sì, certo, non certo al tecnico e non certo neanche al direttore sportivo, che per quanto possa aver sbagliato qualcosa, c'è da dire che si è trovato questa caterva di contratti da rispettare. Basta, cioè è definita. Perché tu, se hai uno che ha un contratto e non lo puoi mandare via, cosa puoi fare? Lo devi tenere. Assolutamente, no, è vero, è vero. Quindi direi che il segnale dovrebbe essere, speriamo, arrivato. Adesso vedremo sul campo che cosa ci faranno capire i destinatari di questo messaggio. Assolutamente. Caldiero Terme, Albino, una squadra che comunque non va sottovalutata, perché a 15 punti non è troppo lontana, no? Bisogna guardarsi alle spalle adesso e cercare di mettere distanza con queste squadre. No, rispetto poi per tutti, ma questo vale per tutte le squadre, anche se fosse ultima in classifica, no? Bisogna avere il rispetto. Se viene a mancare il rispetto dell'avversario nel calcio è una brutta cosa e non bisogna farlo. Tra l'altro non mi ricordo neanche se, ma tu mi aiuterai, se Caldiero, Terme e poi la squadra di Soave. Sì, Quella squadra, scusa? allenata da Soave. Sì, Cristian Cristian Soave, sì. Sì, perché poi c'è anche Soave l'allenatore, Soave la squadra e Caldiero Terme, direi che siamo tutti belli caldi e riposati. È vero. Va bene, Albino, niente, dai, speriamo di vedere un bel primo tempo, sicuramente però è interessante vedere la risposta anche dal punto di vista nervoso che darà la squadra, e la vedremo subito certo. nei primi minuti. Mettiamoci un po' di ottimismo e mettiamoci anche un po' di ironia, perché poi bisogna prendere anche le cose per come vengono, No, sono certo. momenti e momenti. Allora ti do i dati, adesso stanno scendendo magari 5 minuti alle 20:30, ma la curva nord si sta pian piano compattando, ma non è ancora al top. Però insomma sicuramente andrà riempiendosi nei prossimi minuti, ci Sì, auguriamo. permettimi un'ultima cosa sulla poca intelligenza, no, della Lega Calcio che programma queste cose per fini televisivi che ben sappiamo dove vanno a finire, no? Questi favori fatti a chi dà i soldi, da Zone, Sky e quant'altro. Ma aggiungo che voglio dire, è Natale, siamo quasi sotto Natale. No, la gente va a fare degli acquisti, è venerdì fine settimana, per chi lavora ultimo giorno di lavoro, cioè non gliela metti un po' troppo difficile la cosa, 20:30? Sì, 20:30 non è un orario. No, ma gioca di sabato. Sì, al venerdì magari può risultare complicato per qualcuno. Certo. Albino, ci sentiamo più tardi, complimenti per il cappello, che stasera spacca. Grazie. Va bene, a dopo Albino, ciao. Ciao. Allora, entriamo subito con voi nel vivo. Ti chiedo, mister, da allenatore, magari non ti sarà capitato che un tuo presidente facesse queste sparate con questo risalto, ovviamente, che qua parliamo del presidente del Lecco. Però la squadra come reagisce? Secondo te come può reagire, no? Si sente accusata? Sì, sicuramente qualcosa porta, perché vabbè, non è mai, diciamo, simpatico ricevere comunque senza tanti giri di parole delle critiche, perché poi di fatto non toccando il direttore sportivo, non toccando l'allenatore, non toccando i giocatori nuovi che, da come diceva, sono tutti giocatori comunque azzeccati, perciò è andato un po', diciamo, a colpire i giocatori che comunque sono rimasti, che sono un po' lo zoccolo duro di questa squadra. Io mi aspetto una reazione di orgoglio, perché sicuramente non è colpa loro, questo penso che sia sotto gli occhi di tutti, e sicuramente la cosa non è simpatica, perché secondo me certe cose devono rimanere dentro nella società e non così sui giornali, perché non è stata un'uscita secondo me molto molto felice. Speriamo poi
che sul campo i ragazzi dimostrino veramente l'attaccamento che hanno per la società, per la squadra, come ha sempre fatto. Io parlo dei Galli, dei Battistini che oggi non c'è, di Seglia, e tutti quelli che sono rimasti, che secondo me hanno dato tanto al Lecco e spero possono dare ancora tanto. Oggi è l'occasione anche poi per muovere la classifica, perché se non la muovi oggi diventa degli articoli, delle polemiche, delle dichiarazioni, però adesso c'è il momento di far quadrato e di far punti. Assolutamente. Aldo, in questi casi, a parte, come diceva giustamente mister Invernizzi, è una partita che devi vincere a prescindere, anche giocando male la oggi. scorsa partita sì. Però non vinciamo mai. Al di là di questo, oggi devi dare comunque si vedrà nei primi minuti, no, la risposta che questa squadra può dare, se è ancora sul pezzo. Questi giocatori sono tutti sul pezzo, nella stessa direzione. Intanto abbiamo visto una cosa importante, il presidente Agnello Aliberti davanti all'ingresso degli spogliatoi a dare il 5 giocatori prima che rientrassero negli spogliatoi per poi adesso rientrare in campo, quindi sicuramente questo, vicinanza subito in campo del presidente. Sì, la mossa del presidente secondo me mira a smuovere un po' l'orgoglio dei ragazzi e quindi magari a generare, capito, una reazione anche di pelle, di pancia, nel gruppo. L'importante è che poi questa squadra non necessiti sempre di una scossa dall'esterno per rimanere poi come coi cavetti per rianimarla, capito? No? Quindi magari stasera, come mi aspetto, ci sarà secondo me una reazione, qualcosa che però deve poi durare, deve poi svilupparsi, durare. Dal lato invece più tecnico vedo che l'allenatore dovrebbe insistere anche oggi sul 3-5-2 e quindi la società poi assecondarlo poi a gennaio, credo, in questa direzione, magari con qualche ritocchino per appunto permettergli di portare avanti questa sua idea tattica, perché l'allenatore ormai è avviato su quella strada e vediamo se la squadra pian piano riuscirà a seguirlo anche da questo punto di vista. È la terza partita consecutiva, se non sbaglio, no, mister, con la difesa 3 con Galli in mezzo, perché poi non c'è Battistini, non c'è Marrone. Forza. Sì. Aggiungo una cosa, che comunque quando è arrivato Volpe, l'idea di Volpe era già di giocare. Si l'aveva già detto. Esatto, poi all'inizio ovviamente l'inerzia. No, poi dopo la partita con l'Alcione che si era, diciamo, fatta bene con quel modulo e diciamo ha un po' creato la situazione di continuare con quel modulo finché poi alla fine... No, più che altro non è tanto il modulo, ma sono, ovviamente, una squadra è stata costruita per un altro modulo e quindi mi aspetto a gennaio che venga un po' assecondato da questo punto di vista per avere una rosa che gli permetta di sostenerlo, no? Quello sì. Tanto è iniziata la partita, rimessa laterale per il Lecco, 30 secondi che se ne sono andati e anche in questo primo tempo attaccheremo sotto la curva nord. Sempre così. È sempre. Non c'è una motivazione, ce lo chiedono spesso. Non riusciamo a capire. Il campo, prova a chiedere a qualcuno, mister, è una scelta, ma che scelta è? Se il capitano preferisce... Ma è una stupidata, ce lo possiamo dire. O magari è perso, hanno scelto loro di... Cioè anche in queste cose non riusciamo a... No, magari stanno, ragazzi, Cioè è proprio una scelta, attacchiamo prima di là e dopo di qua. Insomma, è strana come scelta. Magari anche qualche scaramanzia, bisogna vedere... Non lo so, assolutamente. Mi informerò su questa. Sì, perché comunque qualche può essere cosa... C'è un calcio di punizione intanto. Per chiedere a Segliac. Sì. Cioè non ha funzionato neanche quella, se fosse Scaramanzio. Lepore va alla punizione, la butta in mezzo all'area, allontana la difesa del Caldiero Terme. Poi Tordini, che perde subito palla, brutto il controllo qui di Tordini con un po' di sufficienza, torna titolare. Intanto qui va a spendere subito un fallo Stanga. Attenzione perché arriva minaccioso l'arbitro. Stanga deve stare attento perché già anche l'ultima partita si è preso il giallo nei primi minuti, poi rischia di giocare condizionato ovviamente. Anche se qua che non c'era il fallo, che fallo c'era? Ha cercato di saltarlo, poi l'altro con la gamba è arrivato in tecca Cazzadori, come si chiama? Cazzadori, l'attaccante, il centravanti del Caldiero, e poi Stanga lo supera. Sì, però aveva la gamba piegata indietro, però non era volontà. Fausto entra subito in clima arbitraggio, quindi mi piace questa cosa. Dopo 2 minuti e 10 secondi, 0-0 in possesso palla il Lecco.
serve un po' di precisione nei passaggi, nel fraseggio, perché il Caldiero c'è grande attenzione, grande pressione subito di giocatori più avanzati con Marras, Cazzatori e Quaggio. Stanga apre a sinistra dove c'è Critta che rientra oggi, rientro importante dopo la squalifica. Bruttissima la palla persa da Ionita che regala la palla al Caldiero Terme, che ci prova con Marras sulla destra, l'ingresso in area di Marras, va fino in fondo, la mette dentro, allontana in qualche modo Zeliak. La prima palla di Ionita è, come disse Fantozzi, puntini in sospensione. Rivediamo Marras che entra in area, Ha fatto una bella... Stanga lo porta fino in fondo, la palla nel cuore dell'area e Zeliak C'è di nessuno. posizione la allontana. Tanto c'è calcio di punizione per il Lecco. Andiamo a leggere. Ciao a tutti gli amici che ci stanno già seguendo da casa. Ciao Denis, Lorenzo, buonasera a tutti. Vincere. Alessandro Padula, ciao e forza Lecco. Questo era da ammonizione, assolutamente sì. Winning Way, buonasera a tutti. Purtroppo se non dovessimo fare punti stasera forse è meglio darci al curling. Ora è sempre forza Lecco. Enrico, allora portiamo a casa questi 3 punti oppure no? Gennaro, togli dalla squadra le mele marce che avvelenano l'ambiente. Denis, non iniziamo a pensare al negativo, che tifoseria negativa, mamma mia. Cristian Beretta, vediamo se siamo sul pezzo. Giancarlo, ciao a tutti, forza Bagai per i tifosi, per il patron e per il patron oggi San Nicolò. E allora seguiamo l'azione del Lecco dentro il pallone direttamente però tra le braccia di Cucchi. Era interessante questo pallone di Tordini, se non l'ho visto male, dalla destra. Prova a ripartire allora il Caldiero Terme. Denis, ragazzi, non siamo l'Inter o la Juve, siamo il Lecco. Albrignos, saluta a Touch. Denis, dai che abbiamo San Nicolò oggi con noi. Vediamo se allora San Nicolò guarda giù e ci fa. Però io dico, se poi quando poi sbagli i passaggi come abbiamo visto in Ionita, San Nicolò può fare poco, ragazzi. Cioè qui bisogna dirlo. Cioè, devi invogliarlo a aiutarti su un qualcosa di positivo. Vabbè. 4 minuti se ne sono andati, 0-0. Si giocano 2 partite in questo venerdì sera, Trento-Novara e l'altra, vi daremo naturalmente ragguagli anche su quella che attualmente è sullo 0-0. Poi domani sabato 3 partite, 2 alle 15, 1 alle 17:30, Lumezzane Pro Patria, Virtus Verona Gian Erminio, Pergoletese Renate, domenica 8 dicembre Triestina Vicenza, Arzignano, il derby del nord-est, Arzignano-Talanta, Alcione Albino Leffe, Pro Vercelli Feralpi Salò, Union Clodiense Padova. Taglia il campo Critta centralmente, l'1-2, poi Tordini cerca l'imbeccata, poi prova la conclusione con il destro, però è troppo strozzato il tiro, questa era una soluzione molto difficile. Sì, ha voluto, è rientrato sul destro, ci stava anche calciare, però magari probabilmente non segna che voleva, troppo strozzata. Troppo strozzata. Facile per Cucchi che non deve... Attenzione centralmente, l'azione del Caldiero, poi l'apertura a destra dove c'è Marras molto attivo in questo inizio, il pallone con il destro calciato forte, alto però in curva sud, credo sia stato Mondini, proprio lui, e loro ripartono veloci e Marras lì a destra sta mettendo un po' in difficoltà Critta e quell'asse, la catena difensiva a sinistra del Lecco. Critta che deve ritrovare un pochino subito, no, il passo. Loro giocano con i 3 stretti, perciò ti obbligano lì a 1 contro 1. Che generano 1 contro 1 in mezzo. E che è il motivo per cui a me non piace la difesa 3. Cioè, proprio devo dire, no. Non sono allenatore del Lecco e quindi ce la teniamo. Attenzione, Cazzatori poi apre dall'altra parte dove c'è Feliciotto che apre a sinistra per Gobetti, ancora l'1-2 col compagno, saltato secco, un giocatore del Lecco, credo sia Zeliak, che poi torna con l'Epore a spazzare in 2, vediamo se riescono, palla indietro, deve rinviare con i piedi Dalmasso che oggi sostituisce, come detto, Furlan, se la cava il Lecco e poi forse c'è un fallo. La difesa 3 o fai un 5-3-2 difensivo e tiri giù gli però esterni, perdi. poi dopo perdi, oppure devi stare compatto e un po' alto perché insomma Coi 5 loro con 3 ne perdi 2. sì, quindi devi un po' devono essere bravi i quinti sempre a scalare oppure andare avanti. Sì. Beh, diciamo che allora con tutte le pareti che abbiamo qua tra San Martino, Scalare dovrebbe essere una cosa che ci viene facile, no? E invece neanche quella. Sbagliamo un'altra volta in uscita, ragazzi. I primi 7 minuti per me, la strigliata del presidente non la vedo come effetti. Perdono palla però anche loro, ma non siamo pronti qui. L'Epore dorme e non riesce ad approfittare di questa palla persa. Anche l'Epore è un altro che l'abbiamo punzecchiato un po' anche nelle settimane scorse, deve essere sul pezzo un giocatore come Franco Lepore, invece l'abbiamo visto spesso in difficoltà anche a livello di concentrazione.
Furlan infortunato a riposo precauzionale, credo, no? Perché non era il meglio dal punto di vista muscolare. Penso non abbiano voluto rischiarlo. Marras insidioso, Christian, direi proprio di sì, credo sia uno dei loro giocatori più insidiosi, più pericolosi, lì a destra, con la sua velocità, la sua tecnica, può fare male. Intanto la curva nord non è pienissima, però è andata un po' riempiendosi rispetto a quando abbiamo ascoltato Albino. Recuperiamo palla, ma siamo lenti. Poi Tordini, vediamo se la controlla lui. Si apre una sinistra, palla per Critta che prova subito il cross rinviato. Ci sarà rimessa laterale in zona d'attacco per la squadra bluceleste. Allora dai ragazzi, non si muove nessuno però senza palla per ricevere la rimessa di Critta, che allora presumibilmente andrà a lungo. Il nostro Matteo Bonaccina lì a bordo campo, come sempre, a raccontarvi la partita con le sue foto, con le immagini. Critta cerca di andare al cross sul sinistro, poi deve indietreggiare, la mette dentro, direttamente sul portiere c'è il colpo di testa ad allontanare, non arriva, poi lo stesso Critta, l'anticipo in qualche modo di Stanga, anzi era stato Galli ad andare in anticipo, poi perfeziona il retropassaggio su Dalmasso Ionita, ed eccolo proprio Giorgio Galli che va a impostare da dietro in mezzo a Zelia che Stanga con lentezza la prima impostazione di palla del Lecco. Facciamo un po' fatica a trovare le linee di passaggio buone in questa prima fase di partita, siamo al 10°. Certo, Caldiero che pressa molto, prova a ripartire forte là davanti, soprattutto con i 3 giocatori, però siamo molto imprecisi su queste giocate. Un'altra palla persa, questa volta Satoselia. Attenzione, si scontrano Marras e Critta, scontro di gioco, palla lontana. Si sono visti. Sì. Dentro il pallone, bello per Marras che fa una gran giocata, attenzione, viene steso in area, non c'è niente, brivido. Mamma mia, questa la vogliamo rivedere dopo, è andata bene, prende fallo, intanto bravo. Sipos, no? Dietro, chi ha preso fallo? Tordini. Dietro è sempre i 3 uno contro uno. Sì, sempre così. Perché gli esterni non scalano, cioè stanno un po' larghi, non scalano tantissimo. Non ce lo fa rivedere Sky, allora noi ci prendiamo un piccolo break. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate, dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296 trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. Calcio d'angolo per il Lecco, seguiamolo. Un po' fortunoso va detto, ma quantomeno l'abbiamo preso. Critta col mancino, spiovena, non c'è assolutamente nessuno, neanche San Nicolò. E poi Tordini che apre sulla destra per Lepore che si allarga, prova a puntare il fondo. C'è un avversario, lo salta, bello il cross di Lepore dentro direttamente però sul portiere che poi perde palla, ma credo che Sipos lì sia andato a disturbare, anzi Ionita, rimane a terra Cucchi che ha preso un colpo ai denti, no? Siamo in vena di battute ragazzi perché la partita è talmente noiosa che non posso che fare questo. Allora Denis, dovevano prenderlo 10 anni fa Lepore, non ora. Allora, si può dire tutto di Lepore ora, però 2 anni fa è stato fondamentale nella promozione di Serie B. Ionita dovrebbe fare la differenza, cosa ne pensate? Sì, che usi bene il condizionale, Lorenzo, dovrebbe fare la differenza, ma fino adesso quest'anno non si è visto, spiace per il buon Arthur, non si è visto assolutamente. Adesso Ados, scrive Totò. Luke, mi sa anche a me, gliela fa più. Penso sempre riferito a Lepore. Luke, sempre che tra il dire e il fare, a me sembra che Ionita faccia partitoni alternati da grandi pause. Per adesso una partita buona, ottima, forse anche con il gol, e poi l'altra ha fatto un po' fatica. Denis, San Nicola facci la grazia, ancora invoca l'intervento dei Santi. Questi sono i 5 tifosi del Caldiero Terme in curva sud, credo, no? Paolo, io non dico più niente, non mi aspetto più nulla da questa squadra. Un arreso Paolo. Comunque sono 2 giocatori che comunque non hanno fatto la preparazione, che con sono, certo, Ionita che e sono già avanti con gli anni e, insomma, e questo si sta vedendo. Poi alla fine sì. Comunque Lepore era al Palazzolo ad allenarsi, Ionita si allenava da solo. È come il Papu Gomez che si sta allenando con il Renate di Foschi, ragazzi. Che, tra l'altro lui quando finisce la squalifica del Papu? Non lo so.
Però insomma 2 anni aveva preso. mi sembra che si è preso 2 anni, Sì, e mi sa che ancora ne ha per un po'. è un po'. Sì. Si torna indietro da Dalmasso, che va detto quando è stato quest'anno ha giocato, no? Un paio di partite e le ha giocate bene, se non vado a memoria. Indietro Ionita che Vengono a prenderti alti. sì, proprio per Dalmasso. Poi proviamo a ripartire, ma facciamo molta fatica proprio per la grande pressione dei giocatori del Caldiero che cercano di metterci in difficoltà. Poi il rinvio lungo di Zeliak sbagliato, in qualche modo la recuperiamo, ma è sempre un po' buttare via palla. È sempre un po' buttare via palla, ragazzi. Può essere un vantaggio che vengono a prenderci alti, perché se riusciamo in qualche modo a uscire, abbiamo poi campo e... sì, però attenzione, seguiamo intanto Quaggio che apre sulla destra, si è allargato Mondini, va al cross Mondini dall'altra parte, colpo di testa da allontanare, poi un tentativo al volo, credo di Gobetti, la palla che finisce in rimessa laterale in zona d'attacco per i veneti. E dobbiamo fare molta attenzione perché loro sono veramente bravi e veloci a ripartire. Si lotta lì sull'out di destra della difesa del Lecco, la palla forse è uscita. Comunque col gioco dal basso, se stai solo a 3 e non abbassi i quinti e te lo giochi bene, hai poi se riesci a uscire hai poi il vantaggio, se hai la qualità per hai poi uscire, il vantaggio numerico sul centrocampo e vai su, hai tutta la profondità, hai 50 metri di campo da attaccare negli spazi. Ragazzi, qua si parla di tattica, io sono tra 2 allenatori perché così mister Invernizzi è allenatore da 20 anni di calcio, si vede. E Rinaldo Maglia è stato un allenatore di basket, quindi ragazzi, io sono stato un giocatore di subbuteo e quindi comunque si vede come... Però qui buttiamo via palla e poi lo posso vedere dopo anch'io ancora una volta. Poi se dopo c'è il singolo che Se non c'è la qualità, se sbagli la giocata tecnica, se sbagli il passaggio, dopo la tattica diventa... Magari sei perfetto, poi c'è il singolo che fa la cavolata e ti ritrovi in una situazione... Per adesso sbagliano molto anche loro, si è visto adesso qua Cucchi, il rinvio bruttissimo, concedono la rimessa al Lecco, però Lecco dal punto di vista tecnico è veramente pessimo, ragazzi. Questa sera peggio del solito. Perché fatichiamo veramente anche nelle cose elementari. Questi qui sono battibili assolutamente, dai. Tanto mi arriva un messaggio bellissimo di Matteo dallo stadio che ci racconta con parole di colore folcloristiche di una condizione atletica dell'arbitro non proprio impeccabile vista dal campo. Vi diamo anche direi una condizione generale. Sì, che poi è il meno, atletica, diciamo, no? Sì. Cioè, no, la nostra è più una condizione tecnica. La sua è richiedere una condizione atletica a quell'arbitro qua è un po' troppo. È un po' troppo, però noi sbagliamo proprio cose elementari. Vedi ancora adesso, brutta la giocata. Questo chi è stato a sbagliare non ho visto, Dore? Fallo. E poi c'è il fallo di Stanga che deve stare calmo, ragazzo, perché sta facendo bene. Perché anche chiamato prima, adesso ancora. Cioè, da quando è stato poi schierato. Poi non c'è bisogno di. Su Marra, no, su Quaggio. Lascialo andare. Era lì vicino alla panchina del Caldiero. Lo scivoli. Ma non c'è Luke scrive: non avranno fatto la preparazione. E si riferisce al discorso che facevamo prima in merito a Ionita e a aiutami mister Milano, sono già dimenticato a Lepore che sono arrivati, l'hanno fatta, diciamo, però sono mesi che giocano. Attenzione a Marras che la mette dentro con il mancino sul secondo palo, arrivano a colpire, la palla è fuori incredibilmente, ma è andato vicino al gol il Caldiero, davvero qui brivido, che è andato Mondini a colpire di testa sul secondo palo, è libero perché c'è Galli che sta smadonnando. Sì, rivediamo. Bello il cross sul secondo palo di Marras e poi arriva indisturbato, non lo prende nessuno. Qualcuno si è perso. Possiamo dire che si palle inattive se difendiamo a zona uomo. Possiamo dire che si è divorato il gol qua al 16esimo. È andata bene questo. Comunque tornando al discorso di preparazione, tanti giocatori infortunati, alla fine se li andiamo a guardare sono tanti giocatori che l'anno scorso hanno giocato poco, che rientravano da degli infortuni, prendi Battistini, per farti un esempio, Villong che era fermo. Attenzione perché Ionita prova a sterzare, va in mezzo, poi apre per chi? Per chi? Non c'è nessuno! Io divento matto, poi va in scivolata, prova a recuperare, ma veramente cosa ha visto? Ha visto delle ombre Ionita lì a sinistra? Non lo so. Stavo dicendo lo stesso Marrone, tutti i giocatori che comunque quest'anno nel momento che c'è stato da ripartire e giocare si sono rotti, sono fermati tutti. Sì. Tutti i giocatori che comunque quell'anno di
dove hanno giocato poco o niente, È inciso, lo stanno pagando. Sì. Attenzione che l'arbitro va a parlare con Dore. Solo che 1, 2, Beghetto, 3, 4, un altro. sì, ma solo che 1, 2, 3, 4, sì. 5 diventano Tutti una senza giocatori importanza. tenuta. Sì. Però anche prima troppa veramente facilità per Mondini ad arrivare da Adesso dietro, non facciamo diventare perso da tutti. perché questi qua sono niente. Però davanti sono pericolosi, soprattutto con Marras che mette delle belle palle. Sicuramente è il giocatore in più per adesso del Caldiero, no? Da tenere d'occhio. Fausto, i nostri con Sonny da casa, i nostri mercenari dovrebbero guardare la Sud e capire cosa significa avere 300 o 400 tifosi al seguito in trasferta senza mai esserseli meritati. Ah, dici la Sud per vedere i 4 gatti del Caldiero, certo, per contrappasso, assolutamente. Denis, domani tutti in Basilica se vinciamo, o in Basilicata, non lo so. Claudio Sacchi, Ionita predica nel deserto, sì, nel senso che non vede i compagni però, come si è visto prima. Perché predica nel deserto potrebbe sembrare che fosse l'unico, no? Che sia l'unico, invece no. Anzi, Non vedo il nostro amico delle rime. È vero, Mucarol stasera non c'è. Sono preoccupato. Mucarol, manifestati. Paolo, anche magari allo stadio, anche lui è un fantasma. Denis, giocano per la nebbia, ma correte Figaro. Alfredo Smaglionita fuma qualcosa. Walter, ciao, sono a Lecco, quando ti trovo? Walter, poi dopo ti dico quando ci possiamo, fino a quanto ti fermi, a Lecco. Tanto noi andiamo in pubblicità, torniamo subito. Chi va alla ricerca della purezza, chi va d'accordo con il pianeta, chi va oltre il solito fondente, chi va al cuore del cacao. Vanini, nel cuore del cacao. Tordini caduto al limite dell'area, ma un po' va detto da solo, cercava una punizione che non c'era. Poi il colpo di testa di Ionita, Sipos, dai, tienilo un pallone. Era diretto a Tordini, ma c'è l'intervento di Molnar che poi apre per Marras, che trova in mezzo al campo liberissimo Filiciotto, che apre a sinistra per Gattoni, dentro il pallone filtrante. Qui bella la giocata difensiva di Ilari che finalmente si fa vedere. Poi Tordini, siamo però davanti in due, va da solo Tordini, si è fatto male Ionita che zoppica. Poi l'apertura di Tordini bella, si gira e scodella sulla destra dove è sceso forte Lepore dentro il pallone, si può anticipato, però attenzione perché possiamo ancora giocarla. Il cross di Zeglia, che il colpo di testa di Tordini di testa. Mattia Tordini fa l'1-0 libero in mezzo la famosa capocciata di Tordini, l'unica che vedremo penso nella storia. È il vantaggio del Lecco e Fausto mi sorprende con questo gol, questa grafica commovente. Finalmente 1-0 Lecco, dai ragazzi. Comunque il fatto c'è la bella esultanza sotto la panchina, il fatto di allargare il gioco e poi riempire un po' l'area. Allora rivediamolo, perché Zeliak poi arriva bene, mette dentro un bel cross e Tordini nel cuore dell'area era da solo. Si mette nei panni di Sipos e fa quello che dovrebbe fare lui. In contemporanea ha segnato anche il Trento Non con ce ne Novara. Grazie Fausto per la... Va bene così. Va bene così, segna il Trento ma segna anche il Lecco. Volpe va ad abbracciare Tordini i suoi e Lepore va a parlare a Tordini, gli dice vedi che ci devi mettere la testa, che è quello che gli dicevano tutti a Tordini, usa la testa. Ha fatto anche un bel movimento perché sì. Si è... Da centravanti? Sì, era da solo, molto probabilmente non l'hanno... Non lo calcolavano, no. Sono andati su, magari sono andati due su Sipos per... Si sono messi semi a zona. Vabbè, sul cross vai sempre un po' a coprire, magari uno va davanti, uno lo marca da dietro, vai sulla traiettoria di quello più pericoloso. Non so quanti gol ha fatto Tordini di testa nella sua carriera. Penso sia l'unico. Forse però 2 anni fa uno io me lo ricordo di testa. Non so se qualcuno da casa se lo ricorda. Forse nei giovanissimi avrà fatto qualche gol di testa. Sono abbastanza sicuro che 2 anni fa uno lo avesse segnato di testa, però vado a memoria, era stato un 1-0 forse con un gol su, non mi ricordo bene, in trasferta, attaccavamo verso destra, diciamo televisivamente, no? Sono abbastanza sicuro. Attenzione alla palla nel cuore dell'area, poi c'è il bel recupero di Lepore che si sta dando una svegliata, Oggi sta giocando forse bene, sì, diciamo. 2 anni fa attaccavamo di qua, sulla parte destra, che lui mi ricordo la sua esultanza sotto, e quindi era su quel lato lì, però in trasferta eravamo, se non ricordo, ma non mi ricordo dove. Ma di testa avrà fatto 1 metro dalla porta. Sì,
Non penso C'è una situazione magari mezzo 2 con uno stacco da centravanti. Sull'azione del gol volevo sottolineare che è cambio di gioco, cross, ma poi Zelia che è bravo perché prende una seconda palla se non sbaglio ed è bravo a rimanere lì a rigiocarla subito con un bel cross, tanto non c'è fallo qui, è rimasto a terra un giocatore dell'Ecco, poi va a commettere, no, si gioca, allora Sipos per Tordini che ora va bene nel cuore del gioco perché prima aveva fatto un'apertura stupenda sulla destra, un cambio gioco, bella l'apertura ancora di Zelia per Ionita che la mette giù di petto a sinistra, poi costretto ad arretrare, ancora Tordini lo cercano, ispirato, la fiducia dei compagni per il 21, poi Critta che punta l'1 contro 1, mette dentro un pallone interessante, però sul secondo pallone non c'è nessuno e questa volta sfuma l'azione dell'Ecco. Vediamo i nostri anche amici da casa cosa ci scrivono sulla giocata di Tordini, andiamo a vedere. Arthur è un levantino ormai bolso, per il suo ultimo anno da professionista vuole solo fare meno fatica possibile, scrive Enrico, dai no, non penso sia così. Giancarlo, gol, Antonio, io questi giocatori grandi li butterei nel lago, così forse si riprendono, fanno pietà senza rispetto. Albrinius, adesso 1-2 subito, sforza su che San Nicolò vi ha sentito. Matteo scrive, il nostro Matteo ci scrive nella chat interna, Zelek per Tordini di testa era più che impronosticabile, beh direi di sì. Sì, decisamente. Come abbinata è una di quelle... 1-0 Lecco al 24esimo, sicuramente diciamo non ci aspettavamo il gol di testa di Tordini, però un Tordini che questa sera mi pare molto ispirato, no? Sì, era partito già subito. Attenzione, anticipato qui Lepore a destra dal portiere che esce e poi Ilari forse commette fallo, sì. Era partito bene comunque, ha iniziato bene la partita. Tordini dici? Sì. No, infatti si è vista prima una splendido cambio gioco da sinistra a destra di prima. E qui anche Lepore mi sembra sul pezzo comunque. È l'unico un po' Ionita che si sta riprendendo negli ultimi minuti. Anche Ilari è un po' fuori da... Sì. Sbaglia sempre un po' i tempi di intervento, no? Allarghiamo il gioco, quindi magari tocca meno palloni. Però è un gol che deve dare morale questo, ragazzi, a tutta la squadra, a tutto l'ambiente. No, spettacolare la grafica del gol stile Windows 98, scrive Luke. Luke tra i commenti dice spettacolare la grafica del gol stile Windows 98. Ti ha dato del boomer così del boomer informatico. Giancarlo, insistere sulle fasce con i cross, vamos. No, se fosse Windows 98 poi a un certo punto sentiresti tum e si blocca. Rimessa rimette in gioco con i guanti, con le mani, Cookie che fa ripartire si accettano suggerimenti da casa sulla grafica. L'importante è che abbiamo segnato, dai ragazzi, quindi... questi qua sono niente. Adesso dobbiamo continuare però, se no... Si è un po' spento l'ardore del Caldiero dopo il gol del vantaggio dell'Ecco. È il momento giusto per fargliene un altro. Per alzare un po' il livello. Ci proviamo, adesso stiamo giocando meglio decisamente, la rappiona con il tacco Sipos, la palla interessante che arrivava da Lepore, ma non riesce a tenerla lì. E allora sono gli ospiti a provare. Lì non è lo schema. Lì era un po' difficile. Lì. Sono proprio i piedi un po' da... Però non era una palla facilissima perché gli arriva alle spalle. Sì, no, ma adesso, al di là di questo controllo che ci manca comunque un centravanti che sappia tenere un po' il pallone. Attenzione a Maras che si accentra, prova libera il mancino e finisce in curva sud. Sì, a posto magari di prenderne due, ne prendi uno giusto e poi uno da lì che ma infatti tornando adesso senza polemizzare, però tornando al discorso dell'articolo del presidente, anche il fatto di dare un 10 al direttore sportivo leggermente eccessivo, se vogliamo, è un eufemismo. Un 10 sulla base di cosa? Gli avrei fatto la domanda, sulla base di cosa? Che tutti i giocatori acquistati siano stati dei giocatori comunque indovinati, io ho tanti dubbi e non so poi se io vedo una la completa soluzione del direttore sportivo, ma perché dopo la sparata contro la squadra che ci poteva anche stare per sveglio, le fette di salame penso che non ce le abbiamo sugli occhi. Però poi scusa, le partite le abbiamo viste un po'. Uno tutte, poi guarda i numeri e vede Sipos 11 gol. Dici, allora magari hai ragione, ma così no, è chiaro. Così è chiaro, parliamone. L'abbiamo ripetuto tante volte. Poi che qualche buon giocatore sia arrivato, e ti dico Critta è uno di quelli che secondo me sono stati non bravissimi andare a pescarlo dai dilettanti,
Tanto il cross dentro, attenzione alla girata, non riesce a Quaggio, palla che va poi sull'out, Critta perfeziona, e c'è anche la rimessa perché trova l'ultima deviazione proprio di un giocatore del Caldiero. Ripeto, è la mia opinione, non è la verità, perché poi il presidente la vede così, per carità, lui va sui giornali, lo può scrivere, noi abbiamo questa secondo me possibilità. se tu decidi di strigliare la squadra ci sta per dargli una sveglia, però poi non condirla con un 10 metti tutti, oppure metti tutti dentro perché così rischi, se c'è una capito, frattura rischi oppure addirittura sul piedistallo uno che ma perché rischi di andare a mettere il dito nella piaga se c'è già magari un po' di frizione l'anno scorso ragazzi ce l'abbiamo tutti sotto gli occhi. Tordini non ci arriva per un attimo, allora poi allontana Baldani, poi Ilari deve mettere ordine lì a centrocampo, si apre Zeliak che sale, l'apertura per Franco Lepore a destra che prova a ridare a Zeliak che si sta portando tantissime volte, c'è fallo no, e quindi gioca il Caldiero, si sta portando molte volte avanti Zeliak. Vediamo se recuperiamo palla o riparte il Caldiero. Tordini, si scontrano in due ma la palla è ancora nostra, seguiamo questa azione, vediamo se riusciamo a produrre qualcosa di pericoloso, poi andiamo in break. Critta, ancora Tordini, la palla arriva dietro, allora fa sto piccolo break e torniamo. Senza fare niente di strano. Sono venuta dai tuoi? Sì. Tu domani vai a calcetto e salti la cena con i miei? Beh, ha ragione lei. Mica puoi avere tutto dalla vita. Scendi. Nuova DR 5.0 full optional di serie, anche termo hybrid, benzina GPL in pronta consegna. Concessionaria ufficiale DR per Lecco e provincia GP Car. Concorrezzo strada provinciale 13, Monza Melzo 70. Info 039 60 40 595. www.gpcar.it. Però non lo dico, se no dopo sembra. Allora rientriamo mentre noi disquisivamo qui delle scelte anche un po' societarie a monte. Intanto Fausto, non dimmi, c'è un aggiornamento. 1-1 del Novara. 1-1 del Novara con il Trento che rallenta, Trento che è una sicuramente delle protagoniste di questo campionato, quarto posto. Le squadre sono un po' allungate in questa fase, vediamo, recupera palla il Lecco, ora si ripiazzano, ma i ritmi sono calati decisamente, Aldo. Non c'è stata né reazione del Caldiero né la spinta ulteriore del Lecco per adesso. Qui stiamo giocando contro il nulla assoluto, dai, su 2-0, 3-0. No, mi permetto di dire stiamo giocando contro Marras e 10 compagni, perché diciamo un po' tutto lì. Dai, su un po' più di coraggio. Sbagliamo ancora qui, Galli brutta palla in uscita, però anche loro non fanno di meglio, allora Stanga. E Dore che principalmente davanti, in linea con Galli. Perché poi per caratteristiche è più mediano che una mezzala. Poi, tra l'altro abbiamo molti giocatori che dovrebbero saper tenere bene palla, no? Perché partiamo da Galli, Dore comunque lo sa fare, Ilari, Tordini che ha cercato tantissimo. Cerchiamo poco Ilari. Le due mezze, Ilari e Ionita sono cercati poco. Qui il pallone è un po' buttato là da Lepore. Lepore era, se non sbaglio. Cerchiamo sempre la verticalizzazione ma senza nessun movimento per renderla logica. Poi non diamo il tempo ai due quinti di salire nel momento che non andiamo in ampiezza. Non ti ho chiesto, oppure... volevo chiederti la scelta iniziale di lasciare fuori Galeandro per Tordini, dato fiducia, che per adesso ripaga anche perché Galeandro è molto appannato. Galeandro le ultime partite a me piace, è uno di quelli che comunque penso possa essere utile durante la stagione, però molto probabilmente avendone giocate tante di fila aveva anche magari bisogno di... Allora intanto al limite dell'area recupera la palla Critta che prova il mancino deviato, palla fuori. Non so se Fausto hai già fatto vedere le immagini di Matteo, c'è bellissimo quello del colpo di testa di Tordini, se vai poi a vedere nelle foto che ci hanno inviato in chat, dove si vede la torsione che sottolineava prima Giulio, perché veramente fa un colpo di testa da attaccante vero Tordini. Ilari va a mettere giù il pallone, anzi Sipos che mette giù il pallone, trova una deviazione, no, la regala al Caldiero. Dai. Finisce dentro nel caldierone, mettiamola così invece che nel calderone. Non aggiungo delle giocate di Sipos. Non aggiungo. Diciamo che se tu dovessi guardare per comprare dei giocatori Sipos non lo metteresti sul tuo taccuino. Per il tipo di gioco che fa, poi mettiamola così. Finisce a terra un giocatore del Caldiero, si prosegue, Galli all'indietro per Dalmasso, si rialza, poi Ilari appoggia di prima intenzione, Dore che lancia bene
Si apre sulla destra Lepore, anzi Sipos, scusate, io faccio fatica a vedere bene sull'out di destra. Sì, era Sipos che si era allargato. Si muove molto tra l'altro Sipos perché cerca spesso di... Il discorso non è Sipos, è che ci sono secondo me dei giocatori anche in Serie D, dei centravanti, che sono molto ma molto più forti. Dai, adesso qualcosa devi fare. Critta punta l'1 contro 1, prova ad andare sul mancino, poi la mette dentro! Era una bella palla rasoterra. Però questo Critta dalla Serie D, sì, stavo finendo. Molto più forti a livello tecnico proprio sì, di, diciamo di che sapere calciare, stoppare la palla, dribblare, in quelle situazioni. E in Serie D ce ne sono tanti. Sì. Quello non è che è con lui nel senso come caratteristiche, come qualità. 33esimo, rimessa battuta, Stanga prova a portarsi la palla sul mancino, viene chiuso da Marras, bravo anche in fase difensiva qui. Ci stiamo proponendo molto ora nella metacampo degli avversari per cercare di tenere lì il Caldiero, che è molto molto sceso di tono dopo il gol del Lecco. La palla, dai, non ci arriva nessuno, Dore, credici su quella palla. In 3, vediamo se la... Poi Stanga che prova a calciare, ma è più un allontanamento per non correre pericoli. Galeandro non è da Lecco, scrive Denis, finché ci sarà questa squadra che litigano non si farà nulla. Paolo, non abbiamo un attaccante di ruolo che sia tale. Paolo, Galeandro è da Serie D, Matteo Milani, non so cosa significhi Dore, provo a interpretare. Luke, Ilari con la Y, tipo Ilari Totti, dovrebbe essere il nostro Totti, ed era una battuta evidentemente. Dore dovrebbe passare e giocare di più. Si sta vedendo poco Dore, ma a me l'ultima partita non era dispiaciuto, Tanto qui saltano in due, non si capiscono, Ionita perde il pallone e lo concede a Gattoni che fa ripartire i suoi, ma veramente molto lento il Caldiero che torna indietro sulla linea dei difensori centrali. Forza Lecco da Manchester, Pence, ciao. Per ora gli unici giocatori indovinati, scrive Luke, mi sembrano Critta, Furlan e secondo me alla fine del campionato diremo anche Sipos. Prova ad andare controcorrente Luke. I primi due che hai detto sicuramente. Fausto? No, c'è un aggiornamento dalla serie. Vediamo una brutta palla, attenzione, perché entrano in area, poi c'è il ritorno, la palla all'indietro, prova a calciare di prima intenzione, un giocatore del Caldiero viene ribattuto dall'Ecco. Per adesso ce la caviamo, vediamo se ripartiamo, ma sembra un flipper, una serie di giocate che nemmeno l'oratorio della rovinata. Fausto? No, un aggiornamento dalla Serie A, Atalanta 1, Milan 0, decatelare. Gol dell'ex, attenzione. Veramente abbiamo visto, sembrava una partita di flipper. Ci vuole anche dai, un po' di convinzione. Anche un po' di idea. Un po' di idea, si tirano la palla addosso. Giocate più che improvvisate, Palla in mezzo, ancora il Caldiero che ora ci sta provando con un po' più di continuità, ma sempre la palla nei piedi di Marras che punta, prova a fare tutto da solo, entra in area, c'è un ultimo tocco, credo suo. Sì. Ci sarà rimessa dal fondo per la palla Marras contro tutti. Andiamo a prendere Marras. Quando prendi la palla Marras fa parte di quei giocatori che io dall'inizio dell'anno mi segno sul taccuino e dire non si può andare a vedere se sono fattibili, gioca nel Caldiero, non nel Manchester United. Infatti magari sono giocatori che costano molto meno di tanti che abbiamo, magari rendono a vederlo così, io non l'avevo mai visto giocare, vado a memoria, non me lo ricordo, vedo stasera dico tanta roba, cioè Marras, ragazzi. Luke che continua a dire a proposito di Sipos, ricordo che è il nostro capocannoniere con 3 gol e non è che è molto facile segnare in questa squadra, è vero, quello è indubbio, un po' come nella Juve di Motta, Aldo, giusto per restare alla nostra Juve. Il discorso di Sipos è che sbaglia le cose elementari, gli stop, i passaggi, le cose... E per come giochiamo spesso con questi lanci lunghi sulla punta è quello il problema, noi abbiamo bisogno di uno che sa stoppare la palla, che ci fa salire quei 5 secondi. È quello, ma non c'è niente di personale, è un discorso puramente col 3-5-2 l'attaccante è molto importante che faccia quel lavoro lì, è quello che faceva Novakovic, ma adesso senza andare lontano andiamo a prendere Pinzauti. La palla stava su, o anche un po' Mastroianni, tutto sommato qualche anno fa, non è che avevamo dei fenomeni, però perlomeno a livello tecnico se arriva la palla, questa palla persa da Critta, riparte qua che va da Marras sulla destra, poi però si ripiazza la difesa dell'Ecco, allora è un'uscita piuttosto complicata, però Gattoni in mezzo al campo ha molto spazio e allarga a sinistra per Filiciotto che poi torna indietro. Il Caldiero
non riesce per nostra fortuna a ripartire con velocità. Sì, posso una trattenuta non sanzionata. Vediamo l'azione del Caldiero, poi andiamo in break. Sempre Marras a destra, fa tutto lui. Cambio gioco, bello anche questo col mancino per Mondini. Poi si torna all'indietro, no Fausto? Allora andiamo in pausa. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. Ancora una volta scende sulla destra Marras, mette dentro un bel pallone, ma è bravo ancora una volta. Andiamo a prenderlo. Attenzione che la palla rimane lì, poi arriva il tocco all'indietro di Cazadori che insegue questo pallone, non può evitare però la rimessa laterale. Dicevi mister, scusa? Nel 2004, a 20 anni Marras. 2004. Se non andiamo a prendere, se lo va a prendere qualcuno di Serie B, secondo me. Quindi... Fagli fare un anno così e poi ciao. Sì, diciamo che o lo prendi a gennaio o... Una serie di batti e ribatti, si gioca nello stretto e poi la palla viene spazzata via. Brutto primo tempo da un punto di vista tecnico, diciamolo, assolutamente. Va bene il gol bello il gol di Tordini, se vogliamo sottolineare. Intanto il quarto uomo va a richiamare Volpe, molto agitato a quanto pare, esce dalla sua area tecnica. Quarto uomo che è Maxim Frasivniak della sezione di Gallarate. L'avevamo già avuto questa, giusto perché mi ricordo la battuta classico cognome di Gallarate. E poi Giovanni Celestino di Reggio Calabria e Vincenzo Marra di Agropoli, che non è parente di Marras perché manca una S. Ancora Caldiero Terme che ci prova a sinistra con Mondini, palla in mezzo, concediamo un calcio d'angolo per la scivolata di Lepore. Sarà allora corner. Uno dei primi del Caldiero, no? Non l'ho capita sta scivolata. Ed è sempre lui, guarda, va a battere anche dall'altra parte comunque i calci d'angolo. Se siamo uomo, siamo uomo. Sì, sia uomo, quantomeno. Con l'arrivo di Volpe abbiamo svoltato da quel punto di vista sulle palle inattive. Mezzo perché qua, mezzo uomo. Marras col mancino. Attenzione, salta bene Cazadori, la palla arriva, finisce molto alta, si sono scontrati poi Ionita e Quaggio, no, era andato Quaggio che aveva cercato di colpire, vediamo se la colpisce di testa o di spalla praticamente. Ha calciato bene. Calciata benissimo, no? Calcia bene anche i corner Marras, ragazzi, giocatore vero, tutto lui. Mamma mia. Come un po' lei para con se sa, buonanotte. Sì. Qualcosa succede. Pinzauti lo avrei tenuto, scrive Luke nei commenti su YouTube. Beh sì, anch'io, perché comunque in C aveva dimostrato di poter fare bene, Anche giudice Eusebi. 8-9 gol ha sempre fatto. Eusebi poteva essere quel tipo di bomber che uno all'Eusebi che ci faceva comodo adesso come adesso. Non l'abbiamo mai avuto se non lui e Gans negli ultimi 5 anni. Però Eusebi, per i motivi anche che sappiamo, non è mai riuscito a mettersi in mostra per la squalifica citata. Torino rimane a terra dopo uno scontro abbastanza duro con Molnar, che è sempre tipo abbastanza roccioso contro cui andare a scontrarsi. No, qui c'è proprio la spinta di Molnar. Andava bene anche inglese. Anche inglese. Stefano mi scrive: Denis, salutami Albino, assolutamente. Alla fine del primo tempo te lo saluto. Paolo, un gol casuale, ma la prestazione è penosa come sempre. Niente gioco, niente idee. Sottoscrivo, Paolo. L'unica giocata degna di questo nome è il cross di Zelia, che è il colpo di testa di Tordini, che va a saltare coi tempi giusti, lui che evidentemente non è un centravanti da area di rigore, anche per l'altezza, banalmente. Novakovic era un bel pivot, scrive Giancarlo a proposito di ruoli del basket. Gioca titolare a Bari e sta facendo discretamente bene. Bari comunque adesso è in zona playoff. Lui gioca
Vabbè, ma lui è un giocatore da B. Sì, no, qua c'è un giocatore. Sì, effettivamente. Recupera palla bene Ionita, poi Tordini, si aprono sia Critta sia Ionita, la palla proprio per Arthur Ionita a sinistra, se la porta sul destro, dal limite dell'area Tordini, bello il pallone per Critta che rimette dentro nel cuore dell'area, qui si poteva fare un po' meglio, però rimane in possesso proprio lo stesso Critta, 1 contro 1, poi viene raddoppiato, vediamo se riesce a guadagnare quantomeno corner, finisce a terra, non c'è fallo, si gioca, si prosegue, perde palla Critta, riparte il Caldiero Terme. C'è il pareggio del Milan con Morata. 1-1 tra Milan e Atalanta, attenzione perché parte ancora, imprendibile, sulla destra Marras, lo insegue Stanga, va all'1 contro 1 ancora una volta Marras, gli nasconde il pallone, poi mette dentro col destro, viene anticipato, poi Dore, qui Dore dorme, aggiunge una metri di vantaggio e riesce a perdere palla. Poi Dalmassa cosa fa? Gioco fermo? No? Ho capito perché si è fermato, no? Vuole far trascorrere i secondi, siamo al 43esimo. Sinceramente avevamo una meravigliosa squadra l'anno scorso, scrive Denis, quest'anno c'è ma non gioca. L'anno scorso non era la rosa il problema, l'abbiamo detto tante volte, quello che è successo poi tra novembre e dicembre è stato un altro il problema. La rosa per provare a salvarci in Serie B l'avevamo. Non era meravigliosa come sottolinea Paolo, ma attenzione perché perdiamo per una brutta palla, si invola in area Cazzatori che finisce giù, calcio di rigore per il Caldiero Terme, calcio di rigore per il Caldiero Terme, facciamo la cazzata, è una roba individuale. L'erroraccio di chi è? Di Galli? Mamma mia che frittata ragazzi, che frittata al 43esimo, adesso vediamo se ce la fanno rivedere. Sull'errore individuale io mi giravo sempre perché l'errore individuale eccetera. Palla persa, poi Galli va a stendere Cazzatori che si era involato nell'area piccola, è a monte, vorrei vedere come nasce l'errore prima, ma sempre di Galli è stato che perde palla? Non si è visto. Adesso ieri dice guarda che fai così che pari rigore. Galli che ha dovuto poi a quel punto stenderlo per forza. Sul dischetto chi è andato non l'ho visto, Mondini? No, Mondini è lì. Feliciotti che insacca il gol dell'1-1. Tirato su una lezza incredibile. Feliciotto, Alberto Feliciotto, classe 92, va a insaccare il gol dell'1-1 dagli 11 metri e regaliamo il gol del pareggio al Caldiero, ragazzi. L'errore individuale c'è da fare. Uno dei tanti, perché questa sera ne abbiamo commessi non di Galli, dico in generale, un po' tutti. Sull'errore individuale io di solito mi giravo, dicevo, nel senso, ti giravi o ti giravano? No, mi giravo proprio, non verso il campo perché l'individuale non... E respiravo perché l'allenatore ti aveva voglia di imprecare. Solo che l'errore individuale poi in partita devi cercare di non mettere il giocatore poi nelle condizioni ancora peggio, no? E allora io mi giravo e basta, va bene, individuale si riprende, vai. Fausto? Quindi no, pensavo volessi intervenire, scusa, ti avevo visto. 1-1 col gol proprio a fine tempo, proprio dovevamo tenere fino agli spogliatoi l'1-0 e invece niente. Anche perché il jolly del gol di testa di Tordini ce lo siamo giocati, ragazzi. E quindi diamo un minuto di recupero, ormai sta scadendo, non so se ci sarà poi un'aggiunta, un extra time per il gol, per il rigore e il gol, magari si gioca un altro minuto, vediamo. Ci prova il Lecco sulla destra, Lepore all'indietro per Zeliak, attaccato da 2, attenzione perché adesso si rianima il Caldiero, che rischio dal Masso che a momenti consegna la palla a Cazzatori. Mamma mia. Andata bene, Tordini ora sulla linea di centrocampo, trova Dore, dai Dore che stasera stai dormendo. Bisogna far girare palla velocemente, però siamo sulla destra, Lepore col mancino direttamente tra le braccia di Cucchi. Cross. Telefonata, una telefonata questa. E quindi non so, penso che finirà un po' così, mancano 30 secondi, ma non ha fretta Cucchi di far ripartire l'azione del Caldiero Terme. Vediamo se si giocano. Arriva al fischio finale del direttore di gara, che come vi ho ricordato durante la telecronaca è Marco Peletti di Crema. 1-1 al termine di questo primo tempo. Non bello va detto, Lecco ha fatto fatica,
a trovare situazioni di gioco pulite. Il gol è nato abbastanza casualmente da un bel cross e dal perfetto posizionamento di Tordini nel cuore dell'area, lasciato anche un po' colpevolmente dalla difesa dei veneti, e poi l'errore individuale da cui nasce il gol del Caldiero. Adesso andiamo da Albino Fausto a vedere un po' qual è anche la sua lettura. L'Inter 3-1 con il Parma, finite, scrive Denis. Lo para dal Masso, no, non l'ha parato, uno ci spera sempre, ci facciamo male da soli. Quindi da Brianza, ciao Paolo, se giochiamo così tranquilli che nel secondo tempo ne prendiamo un altro. Perché non gioca Furlan? Si è infortunato anche lui, a riposo precauzionale perché non è al top dal punto di vista muscolare. Perso l'attimo, preso in quel posto. Sì, come al solito. Vediamo se c'è Albino. Eccoci Albino, mi senti? Albino, mi senti? Io ho il ritorno dello stadio. Pronto? Eccoti Albino, mi senti? Mi senti Albino? Pronto? Eccoti, ci sei? Mi senti? Sì, assolutamente sì. Ok, Albino, un primo tempo non bello, va detto, perché molti errori da una parte e dall'altra da un punto di vista tecnico, e poi abbiamo un po' regalato il gol del pareggio al Caldiero con un errore individuale. Direi che l'abbiamo regalato assolutamente, ma io dico Galli, è la seconda volta in questo primo tempo che c'ha la palla nei piedi lui e ritarda il lancio di quella frazione di secondo che favorisce. Nel primo tempo ha favorito, se avete fatto caso nel primo quarto d'ora, una ripartenza sul lato destro dell'attacco del Lecco verso la porta del Lecco da parte del Caldiero, perché lui non ha fatto il cross che doveva fare immediatamente o il passaggio che doveva fare immediatamente. Da un giocatore della sua esperienza non ci si può aspettare che tieni la palla nei piedi. È strano assolutamente, perché ci sono stati però molti errori individuali da parte dei giocatori del Lecco, forse ma troppi. non sono sereni, e sono d'accordo con te. Non c'è un bel clima, ecco, se vogliamo così dire, dopo forse anche tutto quello che è successo. Non abbiamo visto serenità nella squadra, perché quando fai fatica a mettere insieme due passaggi di fila ma non c'è secondo me non c'è un clima sereno non dovuto tanto a quello che è stata le dichiarazioni del Presidente, quanto al fatto che non sono sereni loro tecnicamente parlando. Delle giocate semplicissime che fanno diventare complicate, quindi vuol dire che non ci sei con la testa. Più che altro quasi tutti i giocatori, perché stasera veramente si fa fatica, salvo Tordini per il movimento da centravanti che fa in occasione del gol, che è una bella giocata. Ma ormai è una cosa trita e ritrita, cioè, perdonami Stefano, cioè a questo centravanti noi non facciamo un cazzo di cross, niente, zero. E allora potevamo comprare Bagonghi, il nano del circo, mettevamo un nano di 1-1 che non era uguale, giocavamo palla a terra e se avevamo fortuna entravamo con 1-2. Terzo errore, non migliorano dal punto di vista l'unico che cerca di sfondare sulla sua faccia di pertinenza dritta, e lo fa bene, butta quelle palle che butta, o i tiri che tenta, creano soltanto dei problemi alla squadra avversaria. Non so se avete fatto caso. È buona l'attitudine di Cretta, assolutamente. Tra l'altro contro un Caldiero, permettimi di dire Albino, che non è nulla di straordinario, ha solo un giocatore che mi permetto di dire veramente un bel giocatore, Marras, per il resto poca roba. È una squadra che è arrivata qui, ma ha fatto un po' noi l'anno scorso in Serie B. Siamo arrivati in Serie B senza saperlo. Questi sono arrivati in Serie C senza saperlo quasi. L'hanno conquistata, attenzione, come noi abbiamo conquistato la B, però non era nei programmi, non era nelle intenzioni, non c'era la preparazione, e quindi quando arrivi così puoi rischiare di ritornare giù subito. A noi è successo, non so se succederà anche a loro, però è un rischio. Assolutamente. Noi ci permettiamo però di segnalare al nostro direttore sportivo, se potesse prendere appunti, Marras è un giocatore da attenzionare, diciamo così. 2004, attenzione. Però sai, questi qua non credo che lo cedono tanto volentieri. Anche perché se fa così bene. Anche perché poi c'è questa squadra è il Veneto, e noi abbiamo 4-5 compagini del Veneto, ce l'abbiamo addosso, dal Trento al Vicenza al Padova, quindi se il giocatore che emerge rimane lì e rimane in zona. Verrà messo sott'occhio sicuramente anche dagli altri. Intanto ti saluta Denis, il nostro amico da casa, Albino. Grazie.
contro il cambio. Dai, ci sentiamo più tardi, speriamo Assolutamente. di vedere qualcosina di meglio nella Sì, ripresa. ma a questo punto qui Basterebbe dire, poco, tra l'altro. sì, ma ripeto, un po' di arrembaggio ogni tanto, no? Cioè, e poi questa cazzo di mentalità di costruire dal basso, ma quando vedi che le squadre sono schierate, buttala su e poi vedi cosa succede. Cosa vuoi partire a fare? Che metti lì Segna che secondo me è in un calo di rendimento spaventoso, no? Lo metti in condizioni di fare brutte figure e di sbagliare palla. Ma Galli, è la seconda volta nello stesso partita. Brutta la palla persa che poi frutta il gol, il rigore del Caldiero Terme, veramente non da lui. Ci sentiamo più tardi, Albino. A più tardi. Ciao. Allora, entriamo in studio, ci prendiamo qualche minuto di pausa, poi torniamo per raccontarvi il secondo tempo. Da più di 70 anni ci prendiamo cura dei prodotti della tua azienda. Li stocchiamo a magazzino, li trasportiamo e li proteggiamo per te in tutto il centro-nord Italia. Li consegniamo nei tempi stabiliti e ti garantiamo la nostra efficienza con tutte le certificazioni e le autorizzazioni richieste dalla legge. Ogni automezzo dispone di impianti GPS per aumentare la sicurezza delle tue merci. I controlli vengono fatti periodicamente per offrire affidabilità e il miglior servizio possibile. Lo stoccaggio del materiale e logistica in un magazzino coperto completano il pacchetto dei servizi che possiamo offrire per soddisfare tutte le esigenze della tua azienda. Autotrasporti Baggio Lorenzo, la nostra attività da più di 70 anni. Il tuo partner per ogni esigenza. Conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calcio Lecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie C? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra bluceleste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.
Il blu e il celeste, la passione di una vita. Il blu e il celeste, la passione di una vita. La voce dei tifosi blu-celesti, la partita, i temi della settimana, le notizie in esclusiva su squadra e società, i rumors di mercato, microfoni aperti ai radioascoltatori al 345 75 76 649, WhatsApp al 366 972 78 85, on air il lunedì alle 21:30 sulla pagina YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Anche Dal Masso non ha fatto una parata. Rientriamo commentando il fatto che nel primo tempo siano state comunque davvero poche le occasioni da gol per entrambe le squadre, a diciamo testimonianza ulteriore di un brutto primo tempo dal punto di vista tecnico. No, Aldo, cioè, nel senso di poterlo dire. Sto guardando anche proprio come si muovono, non lo so. Giocato contro il niente, dai, questi qua che sono, se decidi, dai, porca miseria. Tutto pronto, sarà il Caldiero che fa ripartire il gioco. Caldiero che poi ha finito un po' in crescendo, anche se va detto, veramente tolto Marras, un po' il nulla. Attenzione perché subito loro davanti, la palla nel cuore dell'area, la perdiamo subito, prova a metterla giù, Quaggio che poi si gira, sì, alto, sopra la traversa di poco. Regaliamo subito. Non possono buttare là un pallone così e tu fai quegli errori, ma. Bravo Quaggio a girarsi. Ma dai. Stanga lo perde, Quaggio in mezzo a due tra Stanga e Dore, Susa e Critta, e si gira benissimo col destro, palla di poco alta, ma se l'è vista brutta qui dal Masso e se l'è vista brutta il Lecco. Dai, su, avanti, Giuri, via da lì, via. Sì, davvero un brutto errore, subito pronti via, inizio ripresa. E questi sono tutti errori. Palle buttate, dai, ma. Sono tutti errori che comunicano, no? L'attenzione bassa. Ma non lo so, io poi come l'anno scorso, io non credo mai. Ripartiamo a sinistra, attenzione, Critta. Poi Ionita. Faccio fatica a vedere io dall'altra parte, ragazzi, aiutatemi. No, Critta che dà all'indietro adesso per Ionita, poi si torna indietro addirittura da Stanga. 1-2 con Dore, ancora Stanga, è larghissimo Critta a sinistra, ma si riparte da Galli e poi ancora Stanga, ma c'è la pressione dei tre avanzati del Caldiero, dei tre attaccanti, e poi buttiamo sempre un po' via palla, loro bravi però a rigiocarla, attenzione al lancio lungo perché è più veloce Quaggio, dall'altra parte arriva anche in aiuto un compagno, poi dentro Mondini di prima intenzione, colpo di testa e la grande parata di Dalmasso sul colpo di testa di Cazzadori. Però, non c'è proprio, sono entrati non male di più. Pessimo ingresso in campo del Lecco, calcio d'angolo. Palla che spiove, colpo di testa fuori netto, sul primo palo aveva tagliato bene il giocatore del Caldiero che va a saltare, si scontra con Ilari, scontro normale, scontro di gioco, non ho visto se è Mondini, sì, Mondini, sì. Siamo rimasti negli spogliatoi? L'idea di rientrare cattivi per vincerla, io non la vedo. Non vedo tutta sta fame, anzi mi sembrano più affamati loro.
diciamo che subito pronti via 2 occasioni che non aveva praticamente mai avuto nel primo tempo. Tordini bravo ad aprire a destra, ma siamo lenti. Lepore prova da Sipos che la mette giù col petto, poi non lo so dove va, si allontana dalla palla. Neanche il fallo prendiamo, che forse ci poteva stare. Poi Ionita attacca il portatore di palla del Caldiero, però lì Sipos stoppi la palla, no? E poi ti allontani dal pallone stesso, non lo so. Rimessa per il Lecco, già battuta. Facciamo molta fatica, ragazzi. Apertura, ma siamo lenti, cioè, siamo passati. Siamo al 49esimo. Abbiamo fatto 7 passaggi, siamo ancora nella nostra metà campo. Stavo dicendo prima, poi sono travolto dagli... Ancora palla persa, Cazzatori, partono sempre in 3 ma ci mettono in croce. Lascia per Filiciotto, che apre bene nel corridoio giusto, ma fortunatamente sulla linea del pallone questa volta è bravo a intervenire. Chi è stato a intervenire? Seliak. Poi riparte Ilari che ha un po' di campo, vede a destra il movimento di Lepore che è altissimo. Lepore la stoppa, perde però un bel po' di tempo, poi apre per il taglio di Ionita che va a... anzi, sì, era Ionita, sì. A crossare, guadagna il corner o la rimessa? Sì, deve essere il corner. Adesso però Ionita, Lepore, Ilari... devono prendere in mano la squadra. Qualcosina io voglio vedere. Sì, Ilari, Ionita, Lepore sono persone per questa categoria. Sta facendo la differenza Tordini. Sì. Calcio d'angolo affidato a Lepore col destro, anticipati tutti. Poi Tordini ciabatta con il mancino, brutto perché c'è. Poi però bravo ad andare in tackle sul pallone. No, gli dà il giallo l'arbitro. Si fa anche male. No, gli dà il giallo. Qua però sembrava essere andato sul pallone. Non sembrava così. Adesso vediamo. Si lamenta tantissimo. Vediamo. Insomma un po'. Ha punito forse il fatto intenzione, poi gamba tesa. Prende prima la palla, poi non si sa se colpisce un pochino col tallone. In diffida, così salta la prossima partita per questo demente panzone. Il giallo, il primo della partita, tra l'altro, quello per Tordini. Lancio lungo su Cazzatori, che la mette giù bene. Attenzione perché davanti Cazzatori ha iniziato bene il secondo tempo e ci sta mettendo in difficoltà. Guadagna la dietro soffriamo tanto. Corner. Cioè abbiamo sempre questi 3 da soli mettono in croce tutta la difesa del Lecco. Cioè, arretriamo e siamo sempre lì pauriti. Hanno già battuto Marras, che si è visto un po' meno in questo inizio di ripresa, ma sono cresciuti gli altri. L'ultimo però qua è lui a toccare, sì. Per fortuna almeno. Respiriamo un attimo perché veramente questo inizio ripresa del Caldiero... Brutto nostro, loro bene. Però troppo brutto questo Lecco davvero, ragazzi. Cioè, io vedo peggio a ogni partita. Peggio a ogni partita. Non è che io voglia essere troppo negativo, ma sembra quasi che siano troppo preoccupati a come nuovamente devono stare in campo per il 3-5-2 che non tanto a giocare semplice. Non lo so. Tanto finisce a terra. Non si capisce bene se sul fallo di una mancanza di attitudine al modulo oppure se sono loro che proprio Sipos apatici. Hanno qualche... Io ti dico quello che stavo dicendo prima, anche l'anno scorso io non credo mai tanti alle crisi dei giocatori, per me c'è sempre un po' di volontà. Io sono un po' malizioso se volete, ma su questo ne ho visti in questi anni che seguo il calcio. Intanto cade a terra da solo il 26 Mondini e non si è capito perché, c'è poi fallo fischiato forse stanca. Però in tutti questi anni in cui seguo il calcio ne ho visti tante volte queste situazioni, abbiamo viste tante volte anche qua. C'è qualcosa che non va e la squadra si siede, va detto. E quindi da lì le parole anche del presidente, che evidentemente c'è qualcosa di vero, e continua a vedere quella. E quando è così è la cosa più difficile, cosa puoi fare? Cioè, finché non c'è il mercato la squadra non la puoi cambiare. E poi cosa fai? Come l'anno scorso la stravolgi? Non lo so, però è una situazione brutta. Cioè
mi metto anche nei panni dei giocatori, no? Che interesse ha un giocatore, chiaro, che vuole giocare a pallone, che vuole avere non dico una carriera, chissà cosa, ma a, come dire, arrendersi a una situazione anche magari ambientale non ottimale, eccetera, eccetera, e quindi a sua volta mettersi in una condizione per l'anno prossimo non ottimale per continuare a giocare a pallone, magari in un altro ambiente o sempre lì. Cioè, non capisco questa cosa molte volte nei giocatori, cioè come se non gli interessasse, no? Tanto rispondo a Walter che aveva scritto prima se domani sono a Lecco. No, domani non sono a Lecco perché non lavoro, giorno di riposo. Walter, poi ci sentiamo magari in settimana. Dennis, per saperlo bisogna chiederlo a loro, dovrebbero spiegare tutto a noi tifosi, chi lo segue, abbiamo giocatori capricciosi, bambini proprio. Cristian, Tordini deve fare attenzione, ma quanti anni ha l'arbitro? Non lo so. No, non voglio fare la battutaccia. Anche Cazzatori è pericoloso. Si è iniziato bene questa ripresa, assolutamente. Davanti l'arbitro ha 18 anni. Porta molto bene. No, volevo dire che ha più chili che anni, però andiamo in pausa forse, Fausto. Sì, andiamo in pausa che è meglio. 18 anni. Gioco fermo. Porta molto bene. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. Bello il calcio di punizione, colpo di testa a mettere dentro di Unita, poi non arriva nessuno. Tordini dal limite dell'area, anticipato. Vediamo se Critta qui si prende il fallo. No, perde una brutta palla, attenzione alla ripartenza di Marras. Critta guadagna la rimessa laterale, no, è loro. Se sei un shaman, scrive Brino, sì. Un shaman, sì. Dennis, non ho parole, preferisco guardare l'Inter che il Lecco. È rimasto a terra Tordini, ha preso un brutto colpo al basso ventre. E si sta toccando più volte la pancia praticamente. Vediamo se... Non ce l'hanno fatto rivedere, vediamo, è stata una punizione di Critta. Colpo di testa di Ionita e poi allontanato e poi Tordini che prende un calcione da Cazzatori dopo che ha concluso fortuito perché va a calciare forte Cazzatori, alza la gamba, poi probabilmente colpisce Tordini si rialza stoicamente, speriamo possa rimanere in campo perché comunque lo possiamo dire uno dei migliori comunque di questo Lecco. Togli lui, non lo so, si spegne anche l'ultima luce. 1-1 anche fra Trento e Novara. Tra le due partite appunto che si giocano questa sera, come vi dicevamo prima. Si riprenderà con la rimessa laterale affidata al Caldiero Terme. Davanti Quaggio, bene, tutti e tre i giocatori del Caldiero Terme comunque. Se Marras era stato l'unico nel primo tempo a fare qualcosa, Cazzatori e Quaggio hanno cominciato bene questa ripresa. Davanti stiamo facendo fatica. Non arriviamo mai. Non possiamo dire la stessa cosa. Eccolo Cazzatori. C'è forse una trattenuta su di lui, arriva la segnalazione dell'assistente per il direttore di gara. Play out, partita da play out questa qua. E non solo partita, perché se continuiamo così ci arriviamo ai play out. Trattenuta di Stanga che sta rischiando sempre un po' troppo, anche con Dore. Ma questi bevono però, Cioè, quella che gli tira la maglia, quello del Caldiero. Forse ha fischiato anche il raddoppio di Dore che arrivava da dietro, non lo so. Però calcio di punizione sull'out di destra del Caldiero, vediamo al 58. C'è traffico in area, demarcatura uomo, punizione invece uno schema per il
taglio fuori di Quaggio che va a calciare con il destro, ma spedisce la palla al quarto piano di quell'appartamento di via Don Pozzi. Dai, su, dietro alla Nord. Un po' di, non lo so. Zegna caglia indietro per Dalmasso, che rilancia e trova lì a sinistra Crittà. Dai, andiamo in avanti. Giochiamo nello stretto, ma facciamo due passaggi avanti, sì, e due indietro. subito due indietro. Tordini trattenuto. E si torna dai difensori. Siamo 1-1, ragazzi. 1-1. Bisogna cercare di fare qualcosa se si vuole vincere questa partita. Poi, se no, si vuole vincere, è un altro discorso. Però è palese che non vedi quel dannarsi l'anima, no? Per cercare di vincerla sta partita, no? Dovresti mettere dentro, tanto qua c'è un fallo, forse no, si gioca, poi c'è una segnalazione, segnalato il fallo su Mondini. No, rivediamo, c'è un tocco, poi si scontrano Dore e penso Mondini, se non ho visto male. Fanno anche questo qua, intervengono tutte con la stessa maniera, dai! E arriva il fischio di Pelletti, che sicuramente non sta brillando. Questa sera Filiciotto, no, non era Filiciotto, no. Da fare. Se non ho visto male era Mondini, poi partita che comunque si è imbruttita anche poi nel secondo tempo, dopo il bel inizio di tempo del Caldiero. La partita è poi diventata onestamente un po' statica, brutta. Pallaccia di Ilari, poi Torrini di testa prova a mettere in movimento Sipos, ma c'è il netto anticipo da parte di Baldani. Siamo inguardabili davvero, inguardabili. Quelle palle buttate così senza tanto guarda, ma adesso dov'è? Per chi? Ilari? Sì, ma la butta via subito. Mamma mia. Cioè, questa partita continuando così la perdi, ecco, ragazzi. Fretta di fare non si sa cosa. Però posso dirvelo, io è esattamente il tipo di partita che mi aspettavo questa sera dal Lecco. Cioè, io spero sempre che vinciamo 4-0 e facciamo una prestazione sontuosa, ma io mi aspettavo questa povertà e anche questa poca gamba, questa poca cattiveria, me l'aspettavo stasera. Perché dopo, ritorno alle parole di prima, forte dell'esperienza ormai di quasi 20 anni da addetto ai lavori, quando c'è una dichiarazione come quella del Presidente, senza dar la colpa al Presidente, che evidentemente la situazione è quella, e la rimarca, quello che ottieni poi dopo non è quasi mai i giocatori che danno l'anima per la squadra, per la maglia, ma ottieni questa cosa qua, che è l'accentuarsi di quello che abbiamo visto nelle settimane scorse, né più né meno. Poi non so di chi siano le colpe, il perché e il per come, ma questo è quello che ti aspetti e che accade. Vediamo se c'è almeno un episodio, qualcosa che ci va a favore, ma sarà dura, perché il Caldiero sta prendendo campo. Qui fortunatamente la palla arriva a Mondini, che di testa non è in grado di indirizzarla sugli attaccanti. Vediamo da casa cosa dicono. Sveglia ragazzi, muovetevi. Denis, Tordini è l'unico che si dà da fare, confermo. Denis, non ho parole, preferisco guardare l'Inter. No, questa avevamo già letta. Fausto, resteranno in silenzio stampa anche nel dopo partita? È stato molto utile farlo. Ma beh, lì il silenzio stampa del mister quasi quasi ci poteva stare, secondo me. Cioè, cosa vuoi dire? Rischi di esacerbare gli animi dopo le dichiarazioni del Presidente. Cioè, hanno deciso di compattarsi. E cercano sempre il passaggio, diciamo, la verticalizzazione, chiamiamola così. Chi loro? Noi, ma senza che ci siano dei movimenti che come la chiamino. Sì, uno smarcamento. Perché la verticalizzazione avviene quando c'è qualcuno che te la chiama, no? Cioè comunque un movimento che te la chiama, perché sennò è buttare giù la palla così no, ma voi allora, Dennis, non mi hai capito, non è che giocano così. Il Presidente è andato a mettere i puntini sulle i e il dito nella piaga di una situazione che evidentemente così è stato chiaro, indirizzato a un certo tipo di giocatori della squadra, abbiamo poi specificato anche all'inizio che altri. Questo lo sappiamo come sono i giocatori, sappiamo come sono le squadre. Tanto colpo di testa dal Masso la para senza problemi di Cazzatori. Le squadre, i giocatori sono così, e poi dopo l'effetto che ottieni è peggiorare, perché poi se gli chiedi di tirare fuori l'anima non te la tirano fuori dopo queste cose qua, e il risultato è quello che stiamo vedendo questa sera, una prestazione indecorosa. Tordini va di testa, viene sovrastato da un avversario, poi Filiciotti
E regaliamo ancora palla a Caldiero, Cazzadori, poi Ilari, ci mette una pezza, Dore, Tordini di prima. Dai, usciamo, Critta, però rallenta. Prova a prendere velocità, torniamo indietro. Ilari. Sulla destra si propone ora Zeliak. Ci vuole una scossa, dai ragazzi, Lepore. La butta un po' via anche lui. Di tacco, poi riusciamo a servire in qualche modo Sipos, che ne ha 2, Lepore, ne salta uno, poi Ionita quasi in zona tiro, allarga per Dore, si accentra Tordini, cerca lo scarico sulla destra, trova Zeliak qui deve liberarsi del pallone perché è un po' difficoltoso per lui il controllo, Tordini per Dore, quasi la palla, ma calcia Dore, calcia una volta nella vita, dentro il pallone teso, e rimane lì, e c'è il gol del Lecco, sì, una carambola Sipos, carambola assurda, Fantoziano gol. E la grafica di Windows 98 lo rimarca in regia di Fausto. Non ci credevano nemmeno, avete visto che quasi non esultavano. Contemporaneamente segna anche il Novara. Non ha capito neanche loro. Non si sa come hanno segnato, adesso vediamo bene, ma protestano i giocatori del Caldiero. In apertura. Allora Dore apre a sinistra. Che tu dici di non crossare. Critta. Portiere esce, la sbaglia il portiere e Sipos e Sipos la insacca, il portiere non la tiene o comunque la respinge di fondo e quindi quasi senza neanche tirare, cioè la toccata così. A me di quei gol qua non me ne sono mai per inerzia. Non sembrava neanche gol perché poi sono rimasti tutti immobili, no? L'abbiamo detto, vediamo se c'è un episodio. Sipos Bomber mette il poker in campionato, no? Io ho detto 2. Io ho detto 5. Bravo Sipos. Questo gol qua. Adesso bravo Sipos è un po'. Diciamo grazie Cookie. No, bravo Sipos a essere lì. Perché allora veramente Fantoziano Cookie la perde, la palla arriva contro Sipos che è davanti. Tanto dietro con Galli. E l'Emme va in porta. Non ci abbiamo non la seguiamo la punizione? Cos'è punizione, no? Andiamo in pausa e torniamo subito. Sono venuta dai tuoi? Sì. Tu domani vai a calcetto e salti la cena con i miei? Beh, ha ragione lei. Mica puoi avere tutto dalla vita. Scendi. Nuova DR 5.0 full optional di serie, anche termo hybrid, benzina GPL in pronta consegna. Concessionaria ufficiale DR per Lecco e provincia GP Car. Concorrezzo strada provinciale 13, Monza Melso 70. Info 039 60 40 595. www.gpcar.it. Novara sul Trento. C'è il calcio di punizione, attenzione, di Filiciotto o probabilmente Mondini. Dietro. No, non Mondini, chi è? Balliamo dietro. Gattoni forse. No, il 23, scusami, chi è il 23? Baldani ribattuto da Galli in barriera. Poi Marras prova a scodellare, attenzione perché è tutto libero, non inquadra la porta incredibilmente. Per fare qualcosa dietro, ma in panchina non abbiamo. Gobetti. E quanta libertà però lì, va a staccare altissimo il 24 del Caldiero. Sì, ma dategli un paio di occhiali quest'arbitro qua, perché dai, c'è anche il fallo che ha fischiato adesso, non sa mica fallo, Gli occhiali anche anche una dieta. Anche no, ho detto gli occhiali è anche una dieta. Siamo dall'altra parte, ma ora bisogna. Come bisogna interpretare adesso la partita, mister? No, adesso dobbiamo fare l'errore di pensare a difenderci, metterci dietro e tirarceli addosso. Andiamo avanti a giocare. Anche perché dietro balliamo un po'. No, perché poi noi dietro siamo in difficoltà. Tenere un po' più il possesso e comunque mantenere un po'. Ci sono i primi cambi per il Caldiero, 2 giocatori ci sono di possesso che abbiamo, che possiamo dirlo, ci siamo trovati un po' senza meriti particolari in vantaggio adesso. In panchina abbiamo tutti i giocatori offensivi.
C'è niente in panchina. Non c'è niente. Tutti i giocatori offensivi. Allora, vediamo un attimo, scusa. Entra il 97, fuori Cazzatori, dentro Scappini col 90. E l'altro? Cazzatori che ha fatto un buon secondo tempo. Panchina nostra, ragazzi. Hai poco niente. Hai solo se devi attaccare che sei sotto. Per Mendoza, Galeandro, Zuberek, no? Solo un cambio hanno fatto alla fine loro? Sembrato di sì, uno solo. Se scaldavano due, è entrato solo uno. Sembravano due pronti a entrare. Siamo cortissimi, anche in mezzo non abbiamo nessuno da mettere dentro. Adesso, rispetto al primo tempo, ti trovi un po' immeritatamente in vantaggio, diciamo, perché veramente era stato il secondo tempo bruttissimo del Lecco. Zeliak no, ci è rimessa dal fondo. Soffiamo dietro, dobbiamo adesso va gestito questo vantaggio con la testa, però, Abbiamo detto, vediamo se c'è un episodio che ci favorisce. È arrivato. L'episodio è arrivato. È arrivato perché Cookie, grazie Cookie, ci fa un bel regalone, un regalone più che un regalino. Tu guarda le combinazioni: cross di Celiac, colpo di testa di Tordini, cross di Critta, palla al portiere sulla testa di... Recuperiamo un buon pallone con Ionita che taglia il campo da destra verso sinistra, va da solo, però non ha rinforzi, è costretto poi a rinculare. E allora da Tordini e poi addirittura dai difensori. E poi Galli, vediamo se guarda avanti, sì, dall'altra parte Celiac, però non riusciamo mai ad affondare. Un po'. Non riusciamo mai ad affondare quando c'è la possibilità di farlo. Perché palle Dore, abbiamo un brutto pallone, però poi anche loro Sipos. La palla arriva in qualche modo all'Epore, che poi ne salta uno, non ne salta due. E il Caldiero ricomincia con Baldani, poi il nuovo entrato, fallo di Celiac. Lì davanti alla panchina di Volpe e a Mister Volpe, fallo di Celiac che è andato a stendere. Anche Dore c'hai la palla, ma perché la devi buttare via di prima? Controlla la gioca. È una giocata di prima che presupporrebbe un gioco a memoria, ma che non c'è. Che non c'è. È la palla che dai a loro, chiedila. Gliela ridai ancora a Muro a chi te l'ha data. La ridai ancora, la rigiochiamo. Un tocco così presupporrebbe un gioco a memoria in una situazione particolare. Ma è che la perdi lì, ripartono loro, sei a metà campo. Sì, no. Strana come cosa. Calcio di punizione affidato a Baldani col mancino, scodella lunghissimo, un altro colpo di testa, poi allontaniamo in qualche modo, spazza l'Epore, davanti c'è solo Tordini contro due e non la può perché Mazzolo va all'indietro, generoso però Tordini, però sì, stiamo salendo un po'. Qui bravo Galli di petto, poi imposta il Lecco. Ilaria all'indietro addirittura da Dalmasso. Abbiamo sempre un po' paura a forzare la giocata, no? A provare la giocata. Andiamo in avanti. Recuperiamo palla con Ionita di prima per l'Epore, molto avanzato, ora non riesce a tenere palla fra i due, non c'è fallo. Ci dicono di aggiornare la grafica del 2-1, Fausto, perché sono impanicati i nostri amici da casa. Stiamo vincendo comunque, non vi preoccupate, non riusciamo ancora a intervenire sul reale risultato della partita da qua. Sipos neppure si è accorto di aver segnato, assolutamente, infatti sembrava quasi lo annullassero perché non abbiamo capito in presa diretta cosa fosse successo, non esultavano nemmeno i giocatori dell'Eco, quindi tanto una serie di batti e ribatti, ragazzi. Ma dai, non riusciamo neanche a tenere la palla. Cioè loro appena alzano un po' il pressing ci mettono in crisi. Stiamo giocando con l'ultima in classifica. No, Caldiero mica tanto ultima in classifica, no? 3-1 del Novara a Trento. Cavoli, che tonfo il Trento oggi. E rimane ancora al quarto posto in attesa delle partite di domani. La conclusione, Dalmasso fa una grande parata
Seconda bella, sulla conclusione, seconda bella guarda parata di chi? Di Marras con il mancino. Sì, però Dobbiamo svegliarci, dai, non possiamo giocare, cioè abbiamo fatto il 2-1, va bene. Baldani la mette dentro al limite dell'area, arriva Marras da solo, grande tuffo di Dal Masso alla sua sinistra. Calcio d'angolo per il Caldiero. Colpo di testa alto Sì, ma prendono sempre loro. di Molnar, sì. E andiamo in pubblicità. soffiamo dietro, non c'è niente da fare. Chi va alla ricerca della purezza. Chi va d'accordo con il pianeta. Chi va oltre il solito fondente. Chi va al cuore del cacao. Vanini, nel cuore del cacao. C'è un cambio, eccolo il cambio forse che prima non si è fatto del Caldiero. Lanzi per Gobetti. Sul tiro serve ancora. Lanzi per Gobetti nelle file del... No dai, tu che stiamo giocando veramente contro niente, dai. Lecco in vantaggio 2-1, insomma un po' casualmente se vogliamo, però ce lo teniamo questo vantaggio. Importantissimo. È entrato anche Florio per Mondini. Poi dopo vedi, magari fai 3 punti così. Sì. Dopo ci dici, Sì, no, ma al di là dei 3 punti o meno, è proprio il modo che abbiamo il problema è che di non giocare, di non sì, cioè, non c'è esatto. personalità, non c'è... Tu li puoi fare questi 3 punti, ma non è accompagnata dalla prestazione. Sì, è chiaro, cioè, tu fai 3 punti in questa maniera, che dopo vanno avanti 3 punti, dopo dici, ah, ma abbiamo fatto 3 punti, quindi... Sì, però... tanto si gioca, non c'è mai fallo comunque per il Lecco, questo è davvero... ma siamo molli, ma non c'è neanche uno che protesta, uno che grida, uno che si no, ma dagli Fausto Fausto se vuoi darla veramente a dargli una svegliata. Attenzione al cross dal Masso, non c'è veramente Nerbo, non c'è molli. Vediamo da casa cosa ci scrivono. Niente, stiamo giocando con l'ultima in classifica. Siamo più incazzati noi qua a vederla che loro in campo. Caldiero è quartultimo comunque, diciamo, in questo momento. Non è proprio tra un po' un punto e fuori dalla zona play out, giusto per darvi un po' l'idea. Sì, poi prendila di testa, però anzi no, scusate, è a 15 perché adesso non sta più pareggiando ma sta perdendo, non avevo aggiornato la classifica. In questo momento il Lecco rientrerebbe temporaneamente nella zona playoff. Ionita a centrocampo scambia con Dore. Dore è pessima la sua partita stasera, questo va sottolineato. Bene settimana scorsa, male questa sera. Ma credo di poterlo dire, no? Che brutta palla. Tanto facciamo anche queste giocate pericolose in orizzontali. Poi Tordini maltrattato si lamenta e non viene mai premiato dal fischio di Peletti, che veramente sta andando sempre a senso unico. Qui invece da Dore il gioco pericoloso da Dore con la gamba alta, che forse vediamo ci poteva anche stare, però insomma giusto. Questo è giusto, ma tante di prima non le fischia. Dentro il pallone, bravissimo Galli nella chiusura, poi perfeziona Critta, non la teniamo, sì, possa arrivare sempre un po' in ritardo qui su questi palloni. Poi qui sì c'è fallo, perché se non fischia neanche questo andiamo a casa su Critta. Dai ragazzi, 2-1, spirito di squadra si costruisce, non è un dono divino. Giancarlo, giusta sottolineatura. Sì. Evidentemente questa è una squadra che non lo ha costruito lo spirito di squadra. Ma possiamo dire che non c'era nemmeno un po' l'anno scorso? Con tutti quei campi, con tutte cose. Non è una caratteristica del Lecco degli ultimi mesi. Diciamo un po' quello che era successo con la promozione, diciamo si è un po'... è svanito. Si è un po' perso. Rilancio affidato dal Masso, che la pagnotta stasera se l'è guadagnata come, ragazzi, con quella parata di prima, Dentro Galeandro credo proprio che uscirà Tordini, stanco, ha corso tanto e si è guadagnato la sufficienza, direi. Assolutamente sì. Ed è anche ammonito, tra l'altro. Quindi penso di poter dire che uscirà Tordini. Ecco. Sì. Cambio di posizione. Giusto. Applausi per Tordini. Fatto bene.
C'è da tenere presente che Tordini è anche ammonito. Sì, questo sicuramente ha un peso forte. Dentro Galeandro che ora deve dimostrare, perché nelle ultime partite non ha fatto bene, lo abbiamo sottolineato. Recuperiamo palla con Dore, poi però buttata sempre un po' lì. Poi il colpo di testa di Ilari, all'indietro il Caldiero che prova a ripartire al 79esimo. Arriviamo verso gli ultimi 10 minuti di partita e vediamo se... rubiamone una ecco veloce. Ilari che subito su Sipos, lanciato in verticale con la porta. Sipos! Okay. Bomber Sipos! Il quinto gol stagionale. Ho avuto i brividi se fosse fuori gioco, no, perché sono fermati. 3-1 e la partita in ghiacciaia. Abbiamo approfittato bene, molto bene. Finalmente una volta sfruttiamo un errore degli avversari e lo puniamo. Lo purghiamo. Doppietta di Sipos, 5 gol, fa il segno del binocolo, come dire... Stefano, cosa avevi detto? Quanti gol sei? No. Sipos ci zittisce. Questo è un bel gol, ma va detto anche bravo Ionita a sfruttare l'errore del Caldiero, scusami Ilari, non Ionita, e di prima intenzione subito interviene, poi lancia in verticale Sipos contro l'uscita di Cucchi. Sì, non ha dovuto neanche controllarlo, l'ha fatto sfilare. Sì, e poi... Sì, era talmente coi giri giusti che ha messo una gran palla. Forse una delle poche cose che ha fatto di buono Ilari stasera. All'80esimo, praticamente, 79esimo. Potrebbe essere la chiusura della partita? No. Vediamo un po' più di sì. Perché... Certo, adesso fa male al Caldiero. Adesso c'è anche forze fresche con Galeandro. Vediamo se la sfruttiamo. La giocata migliore della partita di Lari sicuramente è stata quella. Filiciotto. Limite dell'area, apre sulla destra per Marras che sterza sul mancino, morbido dentro, non ci arriva per nulla un compagno nel cuore dell'area. E sarà calcio d'angolo? Ma come calcio d'angolo? Perché? Chi l'ha toccata? Vabbè. Sbagliatissimo il calcio d'angolo e finisce direttamente fuori dall'altra parte. Aldo, si può dire che ci troviamo a gestire un vantaggio di 3-1 che nasce un po' quasi casuale, però... Ora, il risultato va bene, ci prendiamo i molto probabili 3 punti, però un po' di polvere sotto il tappeto. Cioè, questo risultato sono d'accordo con te. È un po' come mettere un po' la polvere anche sotto il tappeto, vediamo. Vediamo se dà anche un po' nelle prossime partite una svegliata anche dal punto di vista morale alla squadra, nervoso, anche di poter dire un po' di autostima, no? Di dire, far vedere anche alla società, a tutti, noi siamo capaci di questo, siamo capaci, vinciamo. Galeandro, attenzione perché può quasi approfittare di un errore difensivo, eccolo ancora, vediamo se la mette giù contro Baldani che lo trattiene, si trattengono un po' a vicenda. Poi l'ultimo tocco probabilmente di Galeandro, no, la palla non è uscita, sì, e invece no, rimessa Caldiero. È dietro. Un altro cambio dentro il 7 per? Non si è visto. Ultimo tocco di Galeandro. Perdono un'altra palla, Sipos ancora al limite dell'area, apre sulla destra per Galeandro, il tocco un po' lungo, Galeandro la mette dentro, il colpo di testa per il 4-1 di Ionita. Sì, manca partire. Non esulta Ionita. Non esulta Ionita, questo è un segno abbastanza chiaro, come l'altra volta. Bravo il Lecco a sfruttare ancora una volta.
che ha da arrotondare il punteggio. In 10 minuti, partita chiusa con... Ho la sensazione che la squadra non abbia digerito troppo non ha digerito l'intervento del No, presidente. io l'avevo detto. Poi adesso la partita è girata un po' con un episodio però che mi hai preso lo vedi anche nel, non c'è nel comportamento in campo, anche sul gol e anche non sulle c'è cose. quell'entusiasmo. Ho visto più una faccia come per dire: caro presidente, hai visto che qui adesso io ho segnato, però cioè più non lo so. Non l'ha digerito molto la squadra l'intervento del presidente. Chiudo i conti il colpo di testa di Unita, ragazzi. Poker del Lecco, da quanto tempo è che non accadeva? Non lo so, ma da tanto tempo, credo. Così è andato. Quest'anno 4 gol. L'anno scorso? Non lo so. L'anno scorso 4 gol. Presi sì, dati non lo so. Presi Tanti. più di una volta. Andiamo in pausa, poi torniamo. 4-1 Lecco. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate, dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296 trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. Entriamo dentro Ceola e Zuberek. Ceola e Zuberek chi sono usciti? Dore? E Sipos. Ma Ceola è l'esordio, credo, no? Penso di sì. Sì, cambi di ruolo. Mancano 5 minuti. Sì, vedrai che magari alla fine butta dentro qualche ragazzino anche per... ormai ha risultato acquisito. Per fargli fare l'esordio. Conclusione alta del Caldiero. No. Sì, può essere, ci sta. Se non li butti dentro adesso, no? Magari anche Oliva dietro, dai, Oliva dietro. Sì, no, dico, è anche un'occasione... sì. Potrebbe starci. 86esimo, 4-1 Lecco. Ci prendiamo bene questo risultato da casa. Tra sfiga, feriti e poca voglia è arrivato il pokerone. Sipos. Lepore dentro, il colpo di testa ancora! 5-1, anche Galeandro partecipa alla festa. Anche lì tutti capito che dopo vai a vedere il risultato, sembra che hai fatto... E poi il Caldiero adesso ovviamente ha gettato la spugna, no? Dopo una buona prova. Però questa cosa dà anche il destro un po' anche magari il presidente a dire: avete visto che io sono arrivato io, ho parlato io qua 5-1. Cioè, allora vediamo Zuberek che apre per Lepore crossa, Ionita di testa e poi Galeandro davanti alla porta. Bella l'azione. Ma vanno fatte sullo 0-0 queste azioni qua, non sul 4-1. Ma speriamo che magari questa cosa qua la superano e questi gol diano un po' di benzina per il resto delle ultime partite dell'andata. Torna il gol Galeandro. Speriamo che dopo la tristezza che c'è stata fino adesso, almeno questi 7 minuti qua con 3 gol diano anche un po' più di allegria alla squadra. Sì, è quello. Un po' di benzina, un po' di entusiasmo. Bisogna analizzare che è stata una partita brutta, schifosa. 5-1 non vuol dire niente, però almeno l'ultimo pezzettino ti ha dimostrato che qualche combinazione possono farla sti ragazzi, perché sennò diventa proprio una tristezza. Assolutamente d'accordo. Intanto accorcia il Trento 3-2 sul Novara.
E 5-1 non me ne ricordo io di 5-1 del Lecco. No, non lo so neanch'io, Forse faccio fatica. Fausto che ha più memoria. 5-1 me ne ricordo. Me ne ricordo contro, ma faccio fatica a ricordarmeli a favore 5-1. Ma neanche negli ultimi anni. No. Tanto c'è un calcio di punizione per loro, ormai però la partita è più che finita. E a terra anche un giocatore del Caldiero, siamo all'89esimo, vedremo anche se ci sarà recupero o no, per quello che vuol dire ormai possibile recupero. Dall'80esimo in poi il 3-1 e poi veramente lì è finita. Sì, lì quando è scivolato, lì che hanno preso il terzo, basta. No. Sì, hanno mollato. Però vedi, questa era una squadra che se attaccavi già dal primo minuto che andavi un po' di difficoltà, che andavi a pressarli, un po' di difficoltà, che li facevi sbagliare sbagliare subito e quindi si mettevano meno sicurezze. Invece sono venuti loro a pressarci a noi e siamo andati in difficoltà. Quindi, sicuramente loro hanno perso fiducia quando stavano un po' proponendosi e hanno preso l'infilata lì, che è un mezzo errore, e lì hanno perso un po' di fiducia. Colpo di testa dal Masso, non ha... però la prendono loro ancora. Annullato il 3-2 del Trento. Quindi 3-1. 3-1. Ancora loro, Sempre loro. No, ma dietro comunque abbiamo fatto fatica. Nel senso, questo penso di poter dire abbastanza senza problemi, senza essere smentito. La partita adesso è finita, è difficile anche commentare questi ultimi minuti, ma Ionita poi, vogliamo dire comunque, male per 70 minuti, poi è entrato un po' in tutti i gol. Chi è che è entrato dentro? Poi è entrato un po' in tutti i gol. L'aveva messo prima, adesso ormai. Chi è che? Oliva. Diciamo fino all'80esimo una partita, dall'80esimo in poi un'altra. Sì, col Cagliero che ormai ha gettato un po' la spugna, ha fatto molti errori. Adesso si gioca un po' per onor di firma per altri 3 minuti. Adesso Oliva non riesce più a metterlo. Tra l'altro Ceola non ha neanche quasi toccato palla perché non è entrato neanche nelle azioni dei gol, no? Sì, no, non dovrebbe avere ancora. Cavolo, mettilo prima che per fare 10 minuti almeno, 5 minuti. Eccolo Oliva che vediamo dovrebbe fare in tempo a entrare. Esordio assoluto forse anche per Oliva. E ha tolto il giocatore a caso, mi sono io. Adesso andiamo a vedere anche se c'è qualche messaggio da casa dei nostri amici. Vi saluto, un abbraccio, ciao Denis. Magari arriva veramente la neve sotto linea Marinella, beh può essere, chi lo sa. Domani mattina Matteo fa lo scoop. Non mi ricordo neanche il 5-1. Domani tutti in Basilica. San Nicolò ha guardato giù. Sì, all'80esimo ha guardato giù.
LCN Sport. Guardalo lì, che compare anche sui tabelloni. Ah, allora poi c'hai i soldi, Ci sono i soldi da mettere per mettere lo sponsor, Attenzione alla conclusione alta fuori del Caldiero. Buonifici. Al 93esimo È finita a Trento 3-1. Trento 1, Novara 3. Tanto in curva nord a petto nudo con i tifosi del Lecco, con le temperature bassine delle 10:20 del 6 di dicembre. Diciamo che San Nicola oggi ha portato fortuna, bene, sì. No? Ci ha donato 5 gol. Assolutamente. Tanto qui sta per lanciare chi è Oliva in porta, ma è stato sfortunato nel rimpallo. No, Ceola. Ceola cos'è, un esterno d'attacco? Ceola è un esterno, sì. Finita. Finisce il fischio di Peletti. Per una volta ci fa piacere che è il fischio finale. 5-1 per il Lecco, che ritrova i 3 punti in maniera un po' fortunosa, rocambolesca, però è fieno in cascina, come scrive Giancarlo. Ci ha donato 5 mele anziché 5 pere. Sì, è vero. Allora, tra poco telefoniamo ad Albino, vediamo un po' di commentare questo secondo tempo, che veramente si è trasformato in un bel secondo tempo per noi, ma quasi un po' all'improvviso, no? In maniera... Sì, la trasformazione è avvenuta quando... Da una palla intercettata a metà campo. Quando Caldiero ha provato a... No, ma già dal 2-1 fa girare la partita quel 2-1. Sì, è cambiata lì. Sì, è cambiata. Cos'era il 77? No, era qualche minuto prima dell'80. Il gol del 2-1 arriva a 70 qualcosa, giusto? 21esimo, al 20esimo, quindi 65esimo. Sì. Però poi è continuato a soffrire dopo un po', no? Poi è stato quell'altro, palla recuperata, centrocampo. Sì, il 3-1. Il 3-1 un po' svoltato, però già il 2-1 comunque un episodio, se no veramente non lo so. Intanto lì chi è che, forse la ragazza di Ceola, non so come va a festeggiarla, una parente, non si sa. Però vedi, adesso anche il discorso che il presidente è andato a abbracciare, hai visto l'Epore? No, non l'ho visto. Non è andato ad abbracciarlo? No, io non ci ho fatto caso. Non ha voluto? Non lo so, vabbè, magari facciamo dire. Non c'è Albino? C'è? Non risponde per adesso Albino, che starà festeggiando in tribuna. Ne approfitto per fare un po' già un giro finale con voi. La mascotte c'è, esiste? La mascotte c'è ancora, sì, inguardabile, non la fila nessuno perché cerca di intrufolarsi con l'aquila gigante lì in mezzo ai giocatori del Lecco che festeggiano a centrocampo con il mister. Aldo, si può ripartire? Si deve ripartire da questo 5-1? Ma allora, io commento così. Il 5-1 è un bel risultato che potrebbe dare morale, eccetera, eccetera, però questa partita ha messo tanta polvere sotto tappeto. Quando metti la polvere sotto tappeto hai due possibilità: o ce la tieni lì sotto tappeto e da lì riparti e fai finta di niente fino a fine anno che ci sia la polvere sotto lì, oppure comunque intervieni subito per rimuoverla, no? Quindi bisogna capire adesso l'allenatore e la squadra come si compatteranno dopo questi 3 punti che comunque danno morale, 5 gol, 3 punti, insomma, devono dar morale. Però non mi ha trasmesso questa partita l'entusiasmo, no? Abbiamo visto 5-1, ma perché non ce l'hanno messo per primi i giocatori, no? Era meglio un 1-0 ma giocata non mi è arrivato quell'entusiasmo di partita, di gioco, di qualcosa che ti porta a risultare e dire cavolo, che ti dice domenica andiamo a vincere. Invece qua sei qua a dire domenica come sarà? Cioè, sarà ancora così? Sono quelli degli ultimi 10 minuti o sono quelli degli altri 80? Esattamente. È un punto di domanda. Così. Mister, tu insomma pensi che comunque i giocatori possano comunque... Allora, sicuramente le vittorie portano sempre un po' di energia, come dicevo prima, un po' di benzina. Allora, che ci sono delle cose che non funzionano è sotto gli occhi di tutti,
speriamo anche magari di recuperare qualche infortunato. Ecco, anche questo che... E logicamente se vuoi andare a chiarire qualcosina, dopo un 5-1 diventa un po' più facile, piuttosto che dopo magari un 1-1. Lo dici da parte della squadra? Da parte della squadra. Sicuramente penso che questa vittoria possa essere anche un po' un viatico per andare un po' a sistemare quello che sanno loro, che devono comunque sistemare tra di loro con il mister, sicuramente, anche per capire, anche come dicevamo prima, se effettivamente questo modulo in questo momento è quello giusto che innesca. Perché come diceva giustamente prima, si vede che la squadra non è ben diciamo abituata a fare questo tipo di gioco, e alla fine può essere anche un discorso di poter anche magari, in base sempre comunque ai giocatori che poi recuperi, vedere di trovare comunque anche una quadra che li possa far rendere di più in questo momento, e alla fine abbiamo fare i punti. Poi se giochiamo a 3 o 4 o chi gioca conta poco. L'importante è entrare in campo decisi, con le idee chiare di quello che dobbiamo andare a fare, e con una cattiveria diversa da quella vista nei primi 80 e poi i rientri deve cominciare a rientrare gente, perché qua abbiamo bisogno proprio che di una rosa e di non avere una panchina che non sai se si fa male uno dietro, diventa chi la di dietro si è messo male. Si è messo male, quindi abbiamo lavato la faccia ma le mani no, scrive Denis, c'è molto da fare per me. Sì. Va bene, siamo in chiusura. Se non c'è Albino, non riusciamo a collegarci, probabilmente qualche problema sul collegamento telefonico. Allora, bene i 3 punti, non la prestazione in toto nei 95 minuti, ma benissimo i 3 punti che ci ridanno un po' di fiato del Lecco sul Caldero Termo 5-1. Grazie a Rinaldo Maglia, grazie Aldo. Buonasera a tutti. Grazie a mister Giulio Vernizzi. Grazie a te, grazie a tutti. Grazie a Fausto Rima in regia. Noi torniamo sabato prossimo per raccontarvi poi l'ultima del girone di andata. Buona serata a tutti e direi buon weekend. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.